estendida passando no corredor. Eu empurrava a culatra, também fazia um fiador. Um bagual, um gordidão, um gado, arrisca e corcoveador, que se assustava na estaca na sombra do maniador. Enquanto existir cavalo mais bravo que o temporal, eu vou andar gineteando por este grande bagual. É bramba a vida de um taura que só trabalha de peão, que se uma lebre dispara debaixo do macegão, o pingo sabe um coice escondendo a cara nas mãos, saiu sacudindo 12, gravou um fuzil no chão. Tentei levantar no freio, mas era tarde demais. Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás. Berrando se foi a cerca e cruzou pra um lado de lá. Parecia uma tormenta cruzando em Maçambará. Sentia forçado o vento me arrancando dos arreios, e aquele bicho parecia que ia se rasgar no meio. Deixei manso de confiança, pontaria de patrão, pois honro o nome que carrego e orgulho de ser peão. Tentei levantar no freio, mas era tarde demais. Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás. Berrando se foi a cerca e cruzou pro lado de lá. Parecia uma tormenta cruzando em Maçambará. É isso aí, gaiteiro. E quem cruzou o lado do Rio das Antas hoje, companheiro, né? Dupla Gera e Jonas. Se enganchava nas esporas sobre a volta do pescoço, cortando o couro com pelo e tirando lascas de osso. Naquele inverno danado, olhei pro meu semolão, regulava quatrebico numa tarde de verão. Tentei levantar no freio, mas era tarde demais. Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás. Berrando se foi a cerca e cruzou pro lado de lá. Parecia uma tormenta cruzando em Maçambará. E o que essa gauchada gosta de um bom vinho e um bom pinhão, velho? E agora nesse inverno que vai bem? Só gostam de coisa ruim. Gauchada, velho! Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão, e aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho que nunca conheceu luxo, mas viveu folgado enfim. E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim: churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o Gera gosta, é isso que o Jonas quer. E quem não gosta, companheiro, velho? Duvido. E foi assim que aprendi a gostar do que é bom, a tocar minha cordiona, cantar sem sair do tom, ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo. Meu velho pai me ensinou. Eu que vivo a cantar, também aprendi
aprende a gostar do que o meu velho gostou. Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago, e hoje tenho uma prenda para me fazer afago. E quando vier um piazito para enfeitar nosso ninho, mais alegria vou ter. Quando ele perguntar do que se deve gostar, como meu pai vou dizer: churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. E tu sabe o que o velho, essa gauchada gosta, companheiro? Do quê? Um bom chacoalho, companheiro, velho. Opa, então chacoalha! E vamos descer a série de velho. No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.
O Edgar Marostica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história. Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite. Marco, mi va per sotto. No. Se è l'ultima, pianetto, bisogna andare a piano, se è l'ultima. Ghetto carichi. Allora mi va un liso. No, Calco. Ghetto carico. Mi sta fuori. Che sei che? Come? Che filò? Che filò da fare coi. Ma è carte. Ma da siamo là allora? La Semo tocca a Sardi giocare a carte per venire a fare. Vara. Venire scarto, si tomato Mario, no. A Semo là. Ma se guadagnano altri, Sì, se guadagnano altri, tirei Ecco, Milora che dà buonasera ai nostri ai radioascoltatori, telespettatori e tutti quelli che sei a casa. Non altri erano di giocare carte. Giocare carte, proprio così. Siamo qua a carte o che? E carte lì, tirei una banda a tola. Una volta uno che dite mi voleva le carte, che dite lei catonona. Sì, te che ragione. vale carte. Tonona, ecco. Siamo di arrivare? Sì. Stella via dopo quando finimo il filò, finimo il raio. Proprio. Sì. Mi porto via il bicchiere di vino. Porta via il vino, proprio così. Va bene. Buonasera a tutti quanti, i altri che si casano. Siamo di arrivare come di costume, come tutti quanti, martedì sera, alle 7:30, Facebook Edgar Marostica e il filò italiano. Un piacere, un'allegrezza, un vero gusto da arrivare a casa vostra. Mi vi domando permesso? Sì, perché mi assai venire dentro, portare di vero cuore la nostra cultura, la nostra lingua madre, la nostra maniera da pensare, da parlare, di essere e da vivere. Mi non so se altri che vi osservate, ma noi altri siamo di un posto un po' strano, ossia differente, non strano. Noi altri siamo di una cucina. Sì, una cucina. Cosa fa venire na mente a parola cucina? Torniamo indietro nel tempo. Torniamo indietro, chissà, tutta la vostra età? O quando vi pensate di quando vi gavi tornare gente? Metti vedere 4-5 anni, piccai su per le cotole della mamma o della nonna. In cucina, sentire l'odore della cucina, sentire l'odore di polenta mangiata con formai, dei bocconetti fatti. Mi viene sul pel de oca e mi fa emozionare perché mia nonna con 2 denti mi fava i bocconetti. Quante necessità, quanti momenti tristi, dolore, malattie, scarsi di soldi, tanti pensieri, condizioni terribili, difficoltà con tutto. Ma a la cucina, quando si catena un rento in cucina, e rispetto per i pivecci, la sudizione, il dovere, la fede, la orazione, il pregare, sentai due in carrega, in denociai, che se c'è per fin de sono, de stufi che si serve. Perché la cucina, la è sempre stata per noi altri italiani, è il posto di cattarsi in famiglia. Pian pianetto, andiamo adesso in cucina. Si driu vedere? Dopo di sapere onde è che noi altri siamo. In cucina. Ma che cucina zela che isel in cui questa gente del filò? Edgarlo Catelli Marostica, Serafina Correa, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, è il nostro filò italiano. Rento in cucina ancora, sia in piedi sia sentai sulla banca o carreghe, guardiamo intorno che vediamo una cucina, tutto intorno. Guardi cosa che Gesè picca via per tutto. Guardi la via, è il santo qua sossoada, è il sugaman, un tel chiodo.
Ma le cosine cosa gavele? Se stiamo qua a mezza giornata siamo mi abboni di scrivere o di mettere tutto quel che le mamme e le nonne mettevano a rento in cucina. Tutto c'era in cucina, de man facile da ciappare. I cadini e le secce, il caliero, i menestri, cucciari, pironi, posade, pignate, padelle e il trepiede a brustolare. La caffettiera col suo bule, e il panaro, il salarin, e il rampin de torsu bronze, e il brondin, e il secetto, e il secer, lassù in alto che le scudelle, coi bicchieri, con le cichere, picca su verso le secce, e il caliero che è il brondo, che è la ghisa, che è il quercio, driù la porta che è la scoa, che è la scioppa dei ducani del nono, gichette vecchie, capei, la stroppa per parar fuori i gatti e darghe i fioi la stea driù la porta. Ah, la porta dea casa e dea cucina. Cosa andea driù la porta? Eh? Che i lami da pescar driù la porta. Perché si metteva in cantina i ratti che mangiava il nailo. Ecco, proprio così. Su in alto tutto negro, le calidine del fuoco, già era tutto mestieramento. Che il lume, che i fuminanti, a colpi si tagliava in mezzo un fuminanti per farne due, di tanto sparagnare. Che un cappello, piccata il gancio, con l'ombrella del pupà, vecchia con una stecca spaccata, ma ancora era quella che si dopare a tutti. Salati, codeghini, piccai driù il fogone anche a quei. E il biroldo, figadet, anche a quei era driù il fogone. Lardo, quanto lardo che se doparea, sal, bagna, scorze secche, pa farsia, la Marcella, ve penseo, e il fil da seccar le robe, e ben da rente che è il camin. Che è la mescola della polenta, per l'amor di Dio, quante polente smissiae a colpi a mattina, mesdì e sera. E la tolla da mangiare. Tutto questo rento in cucina. Tante volte una tolla lunga e bislonga, con anche dei vinti in famiglia. E il fogone e il fogoler, quante storie el podaria contarme dei nostri avi, dei nostri nonni, dei nostri vecchi. Quante piandeste chissà della nonna quando aveva su buon'ora che agavei i suoi affari. Che bello l'inverno trovarsi in famiglia intorno al fogone, perché tutto c'era intorno al fogone. Le sciacole, quante sciacole, rideste, affari, contarsele, scherzare, mangiando nosele, pignui, mandolini, pippocche, e il cimarron, il sià e far da mangiare tutto in tel fogone. E il caldo del fuoco, che è il caldo intimo, quel caldo sol de famiglia, un caldo proprio speranzoso, accogliente, sì, un caldo che menea tutti da rente, sia la mamma sia il pupà, fradei, sorelle, nonni, zii, zendri, nore, piccenini, nevodi, cugini, santoli, vicini, infatti tutti quei che passavano a rento in questa casa intorno al fogone. Sempre in cucina. È il cuore della casa, che se mangia, che se parla, se riceve filò. Sì, è proprio così. Da altri coloni la cucina è il centro, è il cuore della casa. Del poro prete Juan Leonir dall'Alba, con un'adattazione improvvisata di Edgar Marostica in cucina. Buonasera a tutti quanti! Che piacere, che allegrezza ad arrivare stasera con sonate, sì! Gera Jonas, che venisti da Bento Gonsalves, e saisti ancora ieri per arrivare a coi, e qua con altri, perché in coi è il giorno dell'amico. Quanto importante è avere un amico! Immaginate aver tanti amici. Siamo qua in cucina della immobiliaria Bedin. Bedin Soluções Imobiliarias. Perché qua, Serafina, che c'è un concorso di vitrine mostrando diversi titoli
di come c'era una volta le case o come chi vuol mostrare robe da in colonia, utensili, ordegni di una volta, vero? E qua ha deciso da fare la cucina. Gavaremo un coi, origine dal cognome Bedin. Cantemo, scherzemo, si appassemo qua, in questa cucina. Noi siamo di arrivare, andiamo insieme fino alle 9:30. È importante che scompartì, che passei avanti, che chiamei le persone per vedere cosa che viene fuori stasera. Dei bei frotolette, in nome di Mighi Plus. Un saluto a Flauri, Miliavaca, Tadeo Miliavaca e tutta la sua equipe, loro che fa rasson per tutte le quante le bestie belle e sane, mai a rasson da Mighi Plus. Basso Pancote, distribuidor di più di 10.000 items di prodotti agropecuari per tutto quanto il Brasile. Loro botta super leve Baspan e il meglio stivale che capesta il Brasile. Supermercato polivalente, il mercato di Santa Rosa, della famiglia Deito, squadra Serafina, ma chiede star a Santa Rosa un struconasso. Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinho, prodotto da Fante de Flores da Cunha. Paludo, lojas Paludo, promoção 1, 2 e 3, pronto Paludo, monte seu look. Outono e inverno e ganhe descontos progressivos em peças selecionadas. Uma peça 10%, duas peças 12% e três peças 15% de desconto para todo mês de julho. Paludo, sua moda, seu estilo. Rede de Postos Buffon, que esta sera que fa homenagem a tutti i choferisti. Ao dia do motorista e dia do colono, um homenagem da Rede de Postos Buffon. Saluto a Rosélio, a Jair, a Lauro, a Loreno, loro 30 anni de Rede Paludo, abastecedora de combustível, va bem? Gavemo anche la Pian Alimentos, a Son Parcan, gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione. Bravecto previne, controlla e tratta puldi e carapati del toccagneto per più di 90 giorni, è l'unico del mercato. E anche modello Penei di Bento Gonçalves, te occorre Penei, Bridgestone, Firestone, altre marche importai sportivi, nazionali, fuori di strada, agricola, qualche tipo di Penei, chiama modello Penei che fa prezzo speciale. Va bene? Se vuoi arrivare, lei è un piacere, lei è una allegrezza, ma non che se filò, dopo chiamiamo quei che era di giocare carte, ma non che se filò, senza sonade. E guardi stasera, den due che viene le nostre sonade, E l'allegria la vem qua ai giovani, e l'allegria la vem qua ai giovani, e l'allegria la vem qua ai giovani, e non dei vecchi a maritare. Ciribiribim, domani è festa, ciribiribim non si lavora, ciribiribim con l'amorosa, ciribiribim da andar a trovare, ciribiribim, domani è festa, ciribiribim non si lavora, ciribiribim con l'amorosa, ciribiribim da andar a trovare. E ancora il giorno di festa, compagnero. Per tutte andando a messa, e l'han per tutte andando a messa, e l'han per tutte andando a messa, e sai quel dì che sa sposare. Ciribiribim, domani è festa, ciribiribim non si lavora, ciribiribim con l'amorosa, ciribiribim da andar a trovare, ciribiribim, domani è festa, ciribiribim non si lavora, ciribiribim con l'amorosa, ciribiribim da andar a trovare. E quella che è bella, proprio bella. La mela violetta. La bella violetta la va, lava, 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 lava. Lava sui campi alla sera, sognava che c'era so Gingì e la re mirava. Lava sui campi alla sera, sognava che c'era so Gingì e la re mirava.
de mim, din d'amor, din d'amor, din d'amor. Eu te rimiro perché tu sei bella, se vuoi venir con me e come alla guerra. Eu te rimiro perché tu sei bella, se vuoi venir con me e come alla guerra. No, no la guerra, non vuoi venir, non vuoi venir, non vuoi venir. Non vuoi venire con te alla guerra perché se mangia mal e se dorme per terra. Non vuoi venire con te alla guerra perché se mangia mal e se dorme per terra. Me compare Giacometto, Fala! il che aveva un bel galletto. Oh louco! Quando il canta il verso il becco, che vuol proprio innamorare. E quando il canta il verso il becco che vuol proprio innamorare. E quando il canta il verso il becco che vuol proprio innamorare. Un bel giorno la parona, per far festa ai invitati, la che tira il collegato, la lo mette a cosinare. E la che tira con il gallo, mette a cosinare. E la che tira con il gallo, mette a cosinare. Benedette le galline, che son senza gelosia, le va tutti in compagnia, col galletto a pascola. E le va tutte in compagnia, nia, quel galletto a pascolar. E le va tutte in compagnia, nia, quel galletto a pascolar. E devo via quel galletto micato. Che spettacolo, che meraviglia! Com'è che la buia però? Ma mi sto bene, guarda, dico, quattro mastelloni. Quel buon quel Sera mi sfennisco, vedi. Siamo qua ancora. Ascolta bene. Parla. Stiu bene? Siamo. Sì. Ma presentevi? Allora, Giusto. Gera e Jonas. Buonasera a tutti, uma boa noite a todos vocês. Obrigado pelo carinho, pessoal da Bedim, nosso amigo Marostica. Eu sou Rogênio Copati, Gera, e o meu colega vai se apresentar? Jonas. Che doppia, Ma de due ancora? De due. De due. Ma allora mi ve conto, mica aveva una volta un per de galline. Sì. E allora mi è fatto venire una mente, adesso mi ve la conto. Allora era un garnisè. Proprio. No, quelli è un gal. Quelli è il gal de monta, toccaria con palo subito quelli, Fare un brodo con quelli. Fare un brodo. Lei era un garnisè piccinino. Ma lui era un demonietto tentaquare, garnisè è come, sai che i cagnetti pince? Sì, che loro fa non ti vedi neanche. Ma è quei che fa con i grandi brigati. Porca. Sì, proprio così. E allora c'ho sto garnisè, mica aveva un per di galline, era tutti insieme, e che c'era una gallina grande, quel se puoi vedere. E lui ha fatto che? Lui voleva... Darghe, anzi che diceva così, il gal che ha dato l'uovo gallina, che mi pare così delle mamme, papà, no? Non era altro. Allora sto garnisè fa lo che? Andava insieme a sta gallina grande e il gal fa lo che? Il ciappa, in testa ciappa pene e si affronta, no? Si pareggia. Allora il tien col becco le pene della gallina, poi va in drivo e craccate, no? Ma allora che arriva mia,
Allora andea via il ciapea sta gallina che lo vede e molea la via andea in drio. Quando che l'undea do la gallina che scappia torna a ciapparla via. E poi, e vai, e tira. Non era Cristi, finché la stufata. Quando la stufata, il gambo là la via è andato in drio, il ga conseguiu catracchiare. Le torna in drio insieme alla gallina che ha battesto e Ale che ha fatto... e che ha commemorato proprio così la proeza che ha fatto. la proeza che ha fatto, pensa Giusto. bene, ma guarda che scena questa. E allora Walter sti bene? Grazie a Dio. Questi tusi che vegnesti dei nostri filoi siete Bento Gonçalves Proprio. cosa fa Walter in vita fuori della parte musicale, la parte artistica? Bom, nós temos uma empresa que é a Copate Automação, ali em Bento Gonçalves. Nós trabalhamos com máquinas CNCs e automação industrial. Opa! Mandando um abraço, somos representantes da ZHZ Indústria de Máquinas, a Colmorgan e a Laser Automação. Pessoal de São Paulo e Santa Catarina aí acompanhando nós. Opa, que espetáculo, Isso que aí, bom! já mandaram alô. que E trabalhamos nessa área, mais voltado para a área da indústria, com máquinas CNCs e a parte da automação industrial. Meu colega também tem empresa própria. Então né? é uma empresa familiar. Isso, família Muito bem. Copate. Va Isso bene. aí. E ti, Jonas, fai tu cosa? Eu trabalho na empresa familiar Belo Peças, lá em Garibaldi. Opa! Né? Estou dando seguimento ao trabalho do meu pai. É uma empresa, um comércio varejista que vende produtos para manutenção industrial. Então nós temos de tudo um pouco, lá mais de 24 mil itens, parafusos, correias, rolamentos, um pouco de tudo lá, para o pessoal que quiser fazer manutenção, desde casa até a indústria. Opa, maravilha. Ecco. Então os 10 mil que vocês vão receber hoje aqui da imobiliária Bedin é só uma gorjeta. É só para pagar. Só para uma ajudinha, né? Só para ajudar, então, só para... Que vale mesmo que vocês são empresários, Isso aí, né? isso aí. Vêm de família, mas vocês também têm uma responsabilidade grande, né? Tem também. A gente aqui tem... é um passatempo, né? Esse aqui é o passatempo. Muito bem. A Vai gente- bem? E a gente tem, além da dupla, que é a dupla Gerejonas, nós temos também o grupo Recordação Gaúcha. O pessoal Opa, também fazem tá na shows, escuta. bailes, festas, Tudo. eventos. Velório, com ele que for. Ah, velório também, é? Sim, com ele. É, mas no meu pode esquecer que vai muito longe ainda. Ah, próprio. Che ora perde tutti i cabelli. Perde la gaita mesmo estrada. Muito Anca. bem, então nós vamos animar a noite com essa dupla aqui. Vocês já viram que não são fracos, né? São profissionais, estão aqui porque gostam. Que bonito, A né? gente tem uma paixão enorme, tanto a dupla pelo grupo, por essa riqueza que a gente tem da cultura italiana, além também da cultura gaúcha, né? Mas é um amor, uma paixão e da gente que isso remete às nossas raízes, né? Nossos avós vieram da Itália, enfim, e é um prazer, o amor de manter essa nossa tradição, a cultura viva. E somos amigos de longa data, então isso facilita Também. tudo, né? Proprio del Va nostro. bene, sti qua. Sti mia muover vede qua che mi va a vedere che a turma banda di là perché là è che Cosa spera si di deve giocare fare? carte che ne vin e in due che ne vin te le sei. mie facce. Ciao Tusi! Si devono fare che altri due lì? T'ho visto? Gavio copà che? Oddio. Ma dove eri? Ma te a cosina da bisnona, ma Da cosina, va. Due che generati da cosina a bisnonna, questo qua è un rattino di fa finta, no? Oh, No, che fa Ma finta, andiamo, vai. è un rattino di far finta. Devo vedi che i mi fermo qua. mostacci, vara i mostacci là. È un gatto. Dire che a qua si salta vento che da qua, le verità. E te ricordi tu? Ma una Che? volta, quando che si diventa ma a fin da del miglio, Sì. pure i ratti, sì, sai, panocciai, a colpi se volete a Paolo per la cua, ma il ratto Se discorsea qua. smola la cua. Ah, sì. Il E mola allora, la come cua. stio? Buonasera, Mario. Buonasera. Buonasera, Buonasera. E Marco Marsaro. Marco Marsaro. Sì, dopo il viene, dopo il Sai che viene. lui è medo, Sì, dopo il sai. viene, va bene. Ma sti ben, pulito? Ben, Regà un piacesto di cucina Insomma, qua, beh, di sì, che non spettacolo, A eh? me pare di essere ritornare A Milano in Drio, vero? No, quando che mi era giovenotto. Sì, Mica ma ho lei è visto quasi tutto Milani, questa vero cosa. Marino? Manca poco. Allora salutiamo manca poi poco. chi si casa, no? Opa, buonasera a tutti quelli che sei a casa. Un coisa è una live, un filò differente. Sì, Un filò qua a immobiliare a Bedin. Sì. Mia vera? Sì, E sì. in cui giorno speciale perché è il giorno Dell'amico. dell'amico. Proprio. Mia vera? E mi so che Marino che apparecchiana un mensaggio dopo là un mensaggio. Ah, Marino? Sì, Sì. sì. Allora tante Spettacolo. cose demo
contar, sciacolar, mesonar, ridere, scherzar, lessonade. E avevamo anche auditorio. Guarda, ti insegno. Voglio ascoltare il nostro auditorio. Vediamo. Cadê auditorio? A equipe Bedins e tutti qua. Che ti arriva italianettes anche, né? E il cardapio, ma No, il cardapio siamo... Cardapio lei. Par Certo conta- il nome del cardapio. E lo poi. che? Luizinho Bedin ME. Luca le par conta del Ah, Luisinho. Luca gli devo fare da mangiare. Sì, Luca le devo Sì, fare. Non so stasera che mi fa. sono de folga. Poi stasera È vedete che che coi bevo come- un pochettino. Se mi dico parecchiare qua, dico farti a cucina, non so cosa che le fa da mangiare. Ma Ascolta, le frotole ancora le sol de amici. amici, Sì. oppa. Sì. Solo amici. Solo amici. Allora ci ascolta bene. Allora che ne era due amici. Ma aspetta, prima di contare. Eh. Te che parlare prima una parola, mi vuole sapere cosa vuol dire. Cosa? Biroldo, te che parla Ah, biroldo. il biroldo. E lo che è il biroldo? Te E che lo parla- che è il biroldo. Valti che si casa, valti e lo casa. che? E lo che è il biroldo. Che noi anche qua sappiamo mia cosa che l'è. È importante Allora, questa. Diana. Giù teme. E allora, Mo vive fuori. scrivete live, Chi filate che i sa commentari. cosa che vuol... La frase sarà che era qua la Marco Marsaro che mi parla là. E il biroldo mi so che- sarebbe un mestiere in Che c'era in cucina. Sì, picca via, mia vera. Sì. Va a mettere via la birra, secondo me. Ma andiamo, guarda. No. Chi saladi e codeghin. Che biroldo e figadet. Allora vuol dire, c'era qualcosa di carne di porco perché... Sì. Figadei, figadei, figadei anche. Pigavia. Vi pensate i figadei chi fea? Col figà del porco, con consigliere, i cucinieri su, dopo mettete il veo del porco che c'era intorno La paletta. No, ma rento intorno del stomaco tutto del Sì, porco, sì. del busto Sì, del sì, porco, sì, che sì. ne tipo un veo. Sì. E lo mettete insieme a tatola, tagliate a quadretti e fea questi figadei. Col figà e altre parti del corpo, cucinava con tanto consigliere, ci aveva un cucciaro. I miudi, era tipo i miudi. E dopo serea e fea come fosse un pastel in tea Rostia. in tea padella. Ma signor che questa buono. qua. Mi pare fea. Di questa qua. Quella lì, Sì. proprio Raga, un così. pochettino di peruccia, ma tutto bene. No, ma non vuol dire. È Ascolta, perché ma era no, poca Sega. bagna. Prima quando che ti hai parlato del poema, là, che ti hai fatto il poema, Sì. mi è in mente due cose. Due cose. Una, a famiglia di italiani non correria a sala. Perché lui vive in cucina. Sì. Sì. È vero. Vive La in cucina. sala c'era La sala era paestosa e sol innamorata. pasmo rosar. Sì. Sol pasmo rosar. Guai Sì. Dio andare a sentarsi nel sofà. Ma mica aveva una sorella che la mi impienia di nomi, si deve sentarsi nel sofà. Sì, fammi il nome perché dopo la pigrizia sta cattiva. Ma era Sacchi che E anche Addio, del sì, fogone a legna, che avevo mai fatto, a volte ci parla le sciocchette, le E pipocche. sciocchette e pipocche. Le moneghe, le e moneghe. Moneghe. mettere i granetti insieme al fogone. E dopo corre che arrivi quando sciocchea. Sì, paccate, in Sì, dia ciao. su, vai. Sì. Mica ho fatto tanto quel lavoro lì. Naranze rento ta salera. Sì. E quando che era ben calde il nonno fe lo che le passea insieme a ta sciappa cosita, ti deve un tocchetto me deve nanti ciucciare. Sì. Quanti poi cose la femo. guarda lì. Rostir il salame insieme alla siapa. La del siapa, fogone. rodelette Una di patate fumassera. dolci insieme del fogone. Tutti gli anni tocca pintare la cucina perché restea negra di Negra, fumaça. puro Sì. negro. Ascolta, ma allora che era due amici, che c'era anni che non si vedeva. Sì. Allora metti vede che qua le mia tanti anni che si cacatai. Oppa. Ma c'era di più di 40 anni che non si vedeva. Allora, maridai, giovani, Sì. si capi visti. Se cali con un sesto ancora dopo. E sì, si con Ah, il sì, sesto, si parlare, ecco, Alla te tisse, venga no? Ma dimmi, e a famiglia? Sì. Sì, sto bene, la mia donna sta bene, i miei figli, maraviglia, un gana impresa, tanto che questo, tanto che quello. fui ben postai. Dimmi, ma è ti? Ah, che ha detto mi sono spartio. Spartio, sì. Oh, se te sapessi. Una volta spartirsi da Pa' donna. amor di era Dio. Brutto. Sì, In ciao. cui Quello è normale. Ma e te stai bene? Sì, ho detto, mi sto bene anche. Ma mesere sta un trauma, un mestiere. un gruppo, Un- di Il stomaco. famiglia Sì, il famiglia do. famiglia del sì. non è cristiano. Ma io l'ho chiesto, guarda, mi non posso sentire una busina di un auto.
Na Sì, buzina? non posso sentire, te conto a te che sei mio amico, mica sento una businata, mi va a mi metterò per tutti i cantoni, sero supporte, mi inciuso rento de casa. T'ho visto. Eh? Ma tu sì, e la busina è bella, mi sono Sì, sognato. ciò, perché allora che altro ho detto, ma mai sentito dire, perché allora? Tanzi il gadito, è che le sta un scioferista, un camionero, che il mega porta via la donna. E per quando quello. che lei arriva alla casa, Sì. e il ga businà e mi era di fare i miei affari. Ah, sì? Sinto fini giorni di ancoi quella busina che la busna temerece. Ah sì, un trauma, resta Sì, un ciò. trauma. Allora ho detto, ma allora perché ancora te? Perché ho paura di sentire che abusina e che lui sia ciamagramo che me donna e me la portesse in drio. Fatti rispettere in antra, Sì, mi pensavo. Oh, che Grazie. come sia ben con le frottole, ah! Maria Santa, quanti chi ha paura di busina allora, In nome del modello Penei de Bento Gonsalves, sì, qua. Penei di tutte le bitole, teccati quanta modello Penei de Bento e supermercato polivalente. Ecco. Ma dicevo che valti di notte chiamare un'altra sonata? Guidate sì. Mi guidate sì. I suonatori se li ancora lì. Guidate sì. Senti? Opa. Sì. Vai. Senti? Da che aria la giornata? É na maneira que eu vou pra sala e sapateio na madrugada. Sou da fronteira, nasci campeiro, sou bom de dança, Eu também, parceiro, velho. sou fandangueiro. Essa maneira tem o jeitão desta terra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. Essa maneira tem o jeitão desta terra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. Eu sou o canto da Siriema dos dias quentes do meu estado. Eu sou a noite da lua cheia. Eu sou estouro, companheiro, chucro do gado. Essa maneira tem o jeitão desta terra, tem a ginga das loirinhas das manhãs de primavera. Essa maneira tem o jeitão desta terra, tem a ginga das loirinhas das manhãs de primavera. E vamos encostando a carreta aqui em Serafina Coreia, meu companheiro, velho. Vamos encostando. Aqui no Filó Virtual, com o pessoal da Pedim Imóveis, companheiro. Alongar a carne gorda e um churrasco mal passado, um tombom na farinha pra enxugar o sangue escaldado. Oi, galinha campeira pra um estradeiro estropiado, um engraxar do bigode, ou veio a guampa de canha, dando um tempero especial às refeições da campanha. Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara, campeio a lenha pro fogo, espeta o chimo nas varas, apruma trembe pra o mato, aquento arroz carreteiro, depois de bucho chinchado, segue uma estrada, parceiro.
Picando a manta de charque, arroz na panela preta. É receita moda antiga do rangido da carreta. Bateando e contando causos de bailantas de carpeta. Dom engraxar do bigode, com bem a guampa de canha, dando um tempero especial às refeições da campanha. Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara, cambeio a lenha pro fogo, espeta o chibo nas varas, apruma trempe pra um mato, aquento arroz carreteiro, depois de bucho chinchado, seguimos a estrada, parceiro. Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara, cambeio a lenha pro fogo, espeta o chibo nas varas, apruma trempe pra um mato, aquento arroz carreteiro, depois de bucho chinchado, seguimos a estrada, parceiro. E olha quem veio pro filó acompanhando aí. A tia Dora. Tia Dora Alice. Veio que veio, né? E uma avó. É a tia. E quem vai? Olha. Eu vou dançar fandango de galpão, coisa melhor que tem pra alegrar o coração. Eu vou dançar fandango de galpão, coisa melhor que tem pra alegrar o coração. O fandango só fica animado quando sai no Doralice. Vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste. O fandango só fica animado quando sai a Doralice. Vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste. Vou convidar uma morena parceira dessa dançadeira que a gente nota, para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira na sola, na bota. Vou convidar uma morena parceira dessa dançadeira que a gente nota, para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira na sola, na bota. Esse é o fandango bom, vai até de madrugada, só pra fazer a chinoca, ficar meio apaixonada, e nós saímos cantando, levantando o pó na estrada. Vai lá, tia Dora. Eu vou dançar fandango de galpão, coisa melhor que tem pra alegrar o coração. Eu vou dançar fandango de galpão, coisa melhor que tem pra alegrar o coração. O fandango só fica animado quando sai no Doralice. Vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste. O fandango só fica animado quando sai no Doralice. Vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste. Vou convidar uma morena parceira nessa dançadeira que a gente nota, para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira na sola, na bota. Vou convidar uma morena parceira dessa dançadeira que a gente nota, para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira na sola, na bota. Esse é fandango bom, vai até de madrugada, só pra fazer a chinoca, ficar meio apaixonada, e nós saímos cantando, levantando o pó na estrada.
E eu vou. Eu também. Aonde? Ai, Ali com uma rosca. Che spettacolo, Marco! É um show à parte que bicho. Ma stasera spacchiamo su tutto, di man tocca cominciare tutto di nuovo qua. Ma te digo, A immobiliare nuova di man. Di man, sì, di Sì, man, sì. spacchiamo fuori tutto, Ma che bellezza, che spettacolo. Che cioè. maraviglia. Un struconasso a Baspan. Ah, sì. I meglio stivali che capestante capestante del Brasile. Ecco. A Vodka Raiska. A Fante, né? Giusto. Da Fante. Migi Plus. Migi Plus. Migi Plus. Rede de lojas Paludo, sua moda, seu estilo. La Pian Alimentos, ação para canga ATP, com altíssima qualidade e alta conversão. Sì. Modelo Penei de Bento Gonçalves, ecco. E anche Bravecto. Bravecto. É um produto para canga. Polivalente, o mercado de Santa Rosa. E anche Rede de Postos Buffon. A Rede de Postos Buffon iniciou suas atividades na cidade de Encantado, um especial pro motorista. Mas possui raízes no interior de Serafina Correia. Todo mundo sabe. Silva Jardim. Lá que Migo conoscesto tutta a famiglia, su pupà Joan, tutto lori, na famiglia grande, che gas comisianca lori, sapando, arando, sgrafando terra. Ma com a visão empreendedora. Sempre, perché Marco, ti te sei un toso giovane e te anche ti visto che là del pupà non è futuri. Ah, sì. E il pupà lui si contenta con quel che ha. Ma te puoi vedere che anche Luisinho, Bedin dopo viene contare qua, La sua storia. no anche che se era di stare in colonia, piccoli agricoltori, rive, monti, e boi, e sassi, e spini, non si aveva futuro neanche un. Ecco. E allora siamo saísti via di casa per andare catar um futuro meglio. Diferente. E não foi diferente com a rede de postos Buffon, com a família Buffon, com todos, Mas precisamente no distrito de Silva Jardim, onde a família residiu por muitos anos, tem as raízes lá. Foi lá que seus fundadores nasceram e trabalharam na agricultura por muitos anos. Portanto, a Buffon entende a importância de quem produz o alimento que vai à nossa mesa. Não tem como, É aquela história de que vaca não dá leite, é assim mesmo. Tem que tirar o leite para estar na nossa mesa. Da mesma forma, a Buffon conhece muito bem o caminhoneiro, a dificuldade do transporte, pois abastece há mais de 30 anos quem transporta as riquezas do nosso país. Que maravilha, né? Entender quem trabalha de sol a sol e muitas vezes virando noites, superando obstáculos diuturnamente. Então, neste dia 25 de julho, queremos agradecer e parabenizar quem produz nosso alimento e o transporta. Então, essa homenagem vem da rede de postos Buffon. São homens e mulheres que se dedicam com coragem e determinação, ajudando a garantir o desenvolvimento do nosso país. 25 de julho, dia do colono e motorista, uma homenagem da rede Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. E não deixamos para trás também a Basso Pancote, a Fante, a Migi Plus, a Paludo, a Pian, a Modelo Pneus, a Bravecto e a Polivalente. São nossos patrocinadores que também, juntamente com a rede Buffon, querem homenagear colono e motorista. Não tem como não precisar dessas duas classes, categorias, não é verdade? Bem cosita. E que trabalha. E la hora? E la hora. Quelli tire-te via... Se te cedrio disturbar-me che mi vuoi lavorare. Ecco, minha vera che sei così. Bom, Marcos, próximo filó dia 27? Opa, giorno 27. E o que nós teremos dia 27? Vai essere qui special giorno del amico.
Ecco. Settimana che viene, allora faremo un speciale un poco di più del colono e del motorista. Opa! E anche del suinocultor. Ah, sì. Quel che lavora com i porchi. Ma chi che sei il nostro parceiro? Il nostro apoio vai essere da Intel Automações, Opa! que faz equipamento elétrica para atividade avícola, executa projetos para suinocultura, painéis de controle para confinamento de gado leiteiro, silos e também armazém de grãos. Então, instalações elétricas e pavilhões industriais, automações diversas. E a Intel Automações do nosso amigo Sidney Ferrari. Anche Lu colono de famiglia de Radisa. tá. E que hoje está trazendo mais conforto. Para produzir mais, tem que ter mais comodidade, né? É verdade ou não é? Então, tecnologia para falar. tecnologia, automação, tudo automatizado. Rende muito mais, va bem? Giusto? Ma parliamo di città che è Peraí, importante anche lembrar dire, que amanhã à noite nós estaremos em União da Serra. União da Serra. É uma live com filó especial do Dia do Colono e Motorista, né? E no dia 23, sexta-feira, nós teremos o Magnari de Polenta lá em Flores da Cunha, no Trento. Álvaro Manzoni me vai invitar, faremos um espetáculo lá. E domingo, nós teremos uma live aos 61 anos, né, Marinho? 61 anos de Serafina Correia. Va bene. Marco, dentro me videli. Città che è importante, avanti di Vai. dire che parlare sobre il Biroldo, né? Sì, e lo chiesto Biroldo. Fatto la domanda, che ne sta due risposte, adesso sappiamo Due risposte, quello è giusto. Una ne sta che è una morsiglia di sangue. Tipo una morsiglia, Morsiglia, Chissà di figa bianco, qualcosa così. E un le sta del Birol, che il Biroldo seria il Birol de careghe, la carega che va de Dio. Non so mia allora. Vai. Due risposte che sta mettendo. No altri sapevo mia, ma era Driu parlarti che il momento là, il poema parlava solo a Magnari che andava a piccare su Driu il fogão. Allora non credo che sia la carega, ma non sapevamo mia ancora. Va bene? Ma parlo loro Ma allora dentro me videli. Sarandi, Carlos Barbosa, Canoas, Marau, Imbé, Antônio Prado, Brota, São Paulo, Sananduva, Concórdia, Pedrinhas, Bento Gonçalves, Paraí, Quilombo, Caxias do Sul, Encantado, Sulina, Paraná, Marmeleiro, Nova Bassano, Cascavel, Garibaldi, Dourados, Farroupilha, Serafina, Correia, Z4 ascoltam, Pedras Grandes, Barra Funda, União da Serra, Cordilheira Alta, Seubá, 13 de Maio, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Lajeado, Água Santa, Campo Grande, Veranópolis, Guaporé, Nova Alvorada, Faxinal, Serra Alta, Dois Lajeados, Videira, Formosa, Goiás, São Domingos do Sul, São José do Ouro, Carazinho, Espumoso, Campo Bom, Ibiaçá, Porto Alegre, Capital, Londrina, Maracaju e Xanxerê. E de mandar que se compartilha, agradecer que se bem que compartilhar, é tanto importante. Compartilha, leve adiante o nosso filó, divulgue toda terça-feira, Facebook Edgar Marostica, va bene, cosita? Bem, cosita. Ah, Marco, e anche a menzionare che il giorno 6 e 7 di agosto sarò a Sarandì, che te parla lì, che è il secondo festival della canzone italiana. Te verrà a cantarlo ora ti? No, si tomato, finissimo fuori tutto, si va a cantare. Ma che sia anche una donna che canta qua del programma? Sì, vai, prova, ti, che la donna canta che vai. Che bella cosa, una giornata al sole. Senti così che era una donna che... visto, che te canta. Che ose che opera, insomma, una opera. Com'è che si soprano si chiama, Soprano, No? Sì. Ti sei musico, te sai. Mi so mia niente. Poco studio, Poco studio. Mi so musico ma con poco studio. E mi non so musico neanche con studio. Però ancora. Por cosita, lì così. Ma magari dopo che ti mandavi i musici professionali. Allora, c'era. Giuttali. Parla. E lo che è una donna che... Soprano. Il cacciasco, Tu visto? Lì era un bel dio. Non mi deixa mentir sozinho. Ma è vero, então, soprano, Soprano, Ose grave. Che grave che? Che grave, dove? Ose grave. Anche se agudo è grave. Ose grave. Lei è mia. Isso. E l'agudo è di chi catosa che canta prima. È una cosa bella, dopo a vedere. Marinho, sai che sta Marinho? Ma va bem. Sì. Ma siamo qua in tela imobiliária Bedin. O Bedin Soluções
imobiliárias, vero? Mi me penso tanto bene che a Serafina Correa quando vuole comprare qualcosa, nem due comprare. Mandare aqui confiare in chi? Sì, ma allora qui di fuori mi domandea, tu hai alcun telefone di alguma immobiliare? Serafina mi dice, ma Serafina non è immobiliare, che vergogna! Sì. Me buzina. Allora, a Bedin nasceu em 2014 com o sonho de conectar imóveis ao sonho das pessoas de morar e investir. Justo, Cosita? Ou morar ou investir, né? O espírito jovem acompanha a nossa equipe desde lá. E assim como nossas cores trazem energia, queremos mudar a vida das pessoas com profissionalismo, com entusiasmo, com alegria, com parceria e satisfação de quem compra ou aluga. Começamos muito pequenos, mas graças a Deus é com muito esforço que nossa equipe continua a crescer. Isso é uma turma grande, porque chi tanto lavoro. Chi tanto lavoro é porque fa pulito, minha vera? Hoje contamos com 8 profissionais de forma ágil e simples. Queremos ajudar as pessoas a realizarem sonhos, satisfazendo principalmente as necessidades humanas de crescimento, bem-estar e moradia. Por isso, estamos presentes durante toda a negociação e prezamos, acima de tudo, a transparência, a confiança, a segurança nos negócios para ambas as partes. É bem assim. Desde 2014 evoluímos muito. Em 2018 nos mudamos para esta sede. Hoje nós estamos aqui, La Cucina della Bisnona. Cioè, se fosse della nonna sarebbe buona, calcula della bisnona. Ma também, se me crede mia caseta bisnona, guarda che mescola qua. Rasi tutta frugada de tanto russarla su pa calera. E tasi Marcos perché la canta la camescola lì. A menona quando che il nonno era cattivo, che il bevea, la che diceva guarda la mescola da polenta. Proprio così. La gira il bom. Em 2020, Serafina Correa comemorou 60 anos. Como forma de homenagem, criamos 30 troféus com os principais pontos que nos encantam na cidade de simpatia. Que maravilha, né? 2021, esse ano, chegamos ao litoral gaúcho, ou seja, negociações fora de Serafina. Em parceria com a R. Dimmer, já negociamos os primeiros apartamentos. Isso nos desafia a ser mais e nos aproxima da nossa região. Missão, da nossa região, do estado e até fora do estado. Qualquer tipo de negócio estão aptos. À disposição. Por exemplo, eu quero comprar uma casa não sei aonde. A Bedin procura a tua casa. Sabia, Marcos? Sim. Essa é a parte importante. Então, a missão deles é satisfação do cliente. Concorda? Bem, Cosita. E eu garanto que todos eles tem essa ideia porque é passada do Luizinho para toda a equipe. Né? Maravilha! Em junho de 2021, completamos 7 anos, já são mais de 250 entregas de chave e sonhos realizados. Porque ter a chave da casa própria é ter a cozinha, ter a família em casa. 475 contratos de locação entre salas comerciais, residenciais, a mais de 25 condomínios administrados todos os dias. Mais de 25. Maravilha. É com muito prazer que hoje escrevemos mais um lindo capítulo da nossa história, recebendo a equipe do Filó Italiano. Tchau, que honor para nós. Maravilha. Essa noite será inesquecível, esperamos que todos se divirtam e recordem nossas origens. Marco! Chiamiamo il Paron. Chiama il Paron che famo una chiacchiera, tutti vuol conoscerlo. Ecco, devo parlare con Bedin. Oh, Luigi, aê, vamos pessoal. Aê! E allora, piccinini. Bedin, bastati un pochettino. Ciao. Ormai andati tutti, E quei che i gheselli e bianchi. Jeito, cara. Ma Bedin. E o pior que tá nascendo, nasce branco. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Tem pidarente micrófono? Lá. Eu acho que Guiné. Lì tá bom, lì? Sì. Calma, tá tudo tranquillo, tá tudo... Tranquillo, dominato, maravilha, spettacolo. Dominato. Questo qua è Luizinho. Non so perché Luizinho se alegrando. Luizão? Gigio? Gasvaliar. Ma è Luizinho escrito mesmo? Escrito, registrato. Sì, quando tu assina è Luizinho. Luizinho. A famiglia è tutta grande o no?
Quase tutti. Tutti, tutti. Ecco. E no, come che mi capias questo nome Luizinho, come questo nome Luiz al mio figlio. E anche a quello è Para fare grande. um pouco de confusão. Ecco, va bene. Muito bem. Que prazer, que alegria. Quer falar em português ou italiano? Vou tentar falar italiano. Italiano. Vamos lá. Parlemo in italiano. Parlemo italiano. Ô, Bedinghetto, ci ha patelato anche a te? Minha Nossa Senhora. Sì. Muito, muito. Desde quanti anni dato in colonia? Tu pode até não acreditar, aos 9 anos eu já estava no arado. Vincenzo! Ciao i boy che di mattina te vai arar. 9 anos eu já pegava no arado. Gente, é muito importante estar falando isso, né? Aos 9 anos de idade, eu me lembro, só eu não me lembro a data, mas eu me lembro que nós éramos pequenos, né, Luizinho? E erguer o arado não dava, era dificuldade da força, né? Então, e segurar o arado aqui não dava. Então a gente tinha que segurar o arado do lado, sim ou não? Sim, e mi aveva il desprazer di essere grande. E allora mi tocca lavorare un coro di P, né? Ah, perché ti eri grande e Grande, te fez laurar claro, de P. Claro. Mi tocca arar. Ecco, allora arar, Mezzogiorno te l'arado, no, tutto E il a giorno, scuola? ma una ora, 2 mi tocca. tu quer arar. Per vero? imparare. Então, E dopo a scuola, fino ai Ecco. 10 anni, dopo di 10 stato solo in colonia il dia intero. sì, ma che te quer studiare quando che si viene sto via allora? Sì, con 16 anni sono saíto. Scappa via de casa. Scappa via de Ti che casa. dito così, quando femo un futuro No, non tinha. E dizia così, certo, invece É- dizia, guarda che qua femo i bici. No, Sì o no che era quel ditado? che Tipo, la época- qua non vai. Non vai. Pouca Naquela época, terra. Pouca terra e não se aveva trator, não se aveva No, niente. tutto a mano, vero? Tutto A a boy. mano, a Quanti boy. fradei io? 2 uomini e 2 femmine. Ah, pochi. 4, pochi. Sì, Eh. pochi. Te che è il pupà la mamma? No, morti tutti e due. Morti tutti, no, Mi no, sono no. più vecchio da famiglia. Ecco, persi tutti. Ma va bene. Allora, Luizinho è un esempio di superazione, di scambiamento di professione, di lavoro. Quanti anni ti ha perdigon? 30. 30 anni nella medesima impresa, poi ancora più di niente. Quando una persona lavora 30 anni nella impresa, com'è che è il comportamento di una persona che lavora 30 anni in una impresa? Non precisa fare nada. È o non è verdade? Là che te che persi i capelli. Lá i mesi andati via tutti. Le mia sta la donna in fioi, lei sta là, guida, no. vero? Ela me ajudou a segurar um pouco o cabelo. Com'è che è il nome della tua sposa? Maria. Maria. Maria Chiarello Bedin. Ecco, Chiarello che abbiamo parlato Marti, passare con Beto Chiarello, Betão, struconasso. Isso. Da pessoal da Grande Bico che esteve conosco, che também è Chiarello, É, va bene. primo. Allora, Luizinho, che sei chi ancora che fa parte della tua equipe? Bom, a minha equipe, tu falou que tem 8 pessoas, mas temos 9 porque a Maria, aquela que manda em mim, ela faz parte também. Ah, Então tem a Maria, depois então tipo assim, se eu entendi, tu seria o gerente, ela seria gerente geral? ela seria a presidente. Presidente! Mas então, eu quero agradecer aqui também que o João Luzi, ele faz parte da nossa equipe, Certo. ele cuida, ele seria Marketing? o marketing, isso. Então Maravilha. ele seria a 9ª pessoa, digamos, Opa, seria certo. 9 com ele e 10 com a Maria, né? Tá. Quem mais? Aí temos depois a Carol, que ela cuida da parte de vendas, ela gerencia as vendas, comanda nas vendas, ela é campeã nas vendas. Então, ela, junto com ela, tomo eu, o Jair e o Luiz Fernando nas vendas. Depois eu tenho a Luciane, então, que ela cuida de toda a parte do financeiro, ela que tem que pagar as contas, ela que vai receber, ela que cobra as contas, enfim. Ela cuida de toda essa parte e a parte de informática, e ela ajuda a France nos condomínios também. Temos a France Zanusso, que ela cuida de toda a parte de financiamentos e os condomínios. Opa. Ela cuida de toda essa Então, parte. quem não tem dinheiro também pode ter casa? Pode, financia. É com a France? Com a France, ela financia. Ela que- beleza, Ela que vai maravilha. atrás de toda a papelada. Depois temos a Heloísa, que cuida de toda a parte de aluguéis, ela coordena essa parte, e o David Magon, que ele está aí também ajudando nos aluguéis. Maravilha. Então, na verdade, somos 10 pessoas aí batalhando. O Jair, que está junto, está começando aí junto com nós como corretor. O Jair, Então, que foi o cara Jair que Benini, montou a cozinha aqui, é? O Jair fez toda a cozinha. Ah, é? o Jair Benini? Aê! Muito bem.
Depois Ô, temos, Luizinho, assim. temos a assessoria da Darcy Benini, que é a nora e a filha do Jair. Elas são engenheiras e elas assessoram nós nessa parte da Aline engenharia. e a Júlia. Isto. É. E temos o Faek e o Jonas, que eles são agrimensores e eles também Quando precisa medições. prestam assessoria para nós. Da Jopan, um saluto a Lori. Isso, Jopan, isso maravilha, aí. che meraviglia. E la tua maneira di condurre, perché se conosciamo a tempo, ma dei negozi, signor, la tua calma, a tua tranquillità, a tua trasparenza aqui na empresa, ela vem de berço ou tu adquiriu depois que tu começou com essa parte da imobiliária? Tu sempre foi assim, é? Não, eu mudei também. Mudei porque eu tive que fazer... Lapidou. A empresa onde eu trabalhei 30 anos, ela me lapidou. Opa. Tive que fazer muito curso, fui buscar faculdade, fui buscar uma gestão de pessoas. Enfim, eu tive que aprender na marra. Então, isso me fez com que eu pudesse usar aqui fora, no meu negócio. Então, o crescimento e o sucesso da empresa se deve muito a essa transparência, essa coisa de ver a satisfação do cliente, do comprador, de quem aluga, de quem vende. Né? Porque eu percebo que quem tem imóveis e esses prédios te procuram muito, né? Procura, graças a Deus. Entrega na mão da Bedin, que é tranquilo, né? Isso, então eu devo muito para todas as construtoras de Serafina, confiaram muito em mim. O meu sucesso eu devo para todos eles, com certeza. A sociedade de Serafina me recebeu muito bem aqui como imobiliária. Então, assim, tivemos um recebimento muito bom e isso contribuiu muito com o nosso sucesso. Está contribuindo. Né? Che então, bom, che meraviglia, che spettacolo, Così, ma dopo parliamo ancora, parliamo da famiglia, Bedin e altre cose. Giusto. Tu gostaria de complementar alguma coisa da empresa? A empresa, nós temos um objetivo. Nós, assim, começamos pequenos, com calma, e a gente tem uma equipe maravilhosa, uma equipe de jovens, juventude, e eu e o Jair, que somos mais veteranos, e aí a gente está junto também para acompanhar essa turma, mas enfim, eu tenho uma alegria enorme e isso aí me dá os frutos, a gente colhe frutos muito bons. Então nós queremos crescer, nós temos assim uma pretensão de crescer bastante aqui no Rio Grande do Sul e fora também daqui. Que bom. Está expandindo cada vez mais. Estamos expandindo, temos grandes parcerias fora daqui, estamos montando parcerias boas. Enfim, a gente tem um objetivo grande. Muito bem. Por que é que nós estamos aqui? Per che stasera noi siamo qua? Per causa della cucina. Il municipio di Serafina Correa le deve fare un progetto di anni e anni, Beck, ma questo è sempre dentro della settimana del municipio, del mese del municipio che è giugno. E le imprese o le logge, vero? Il commercio di Serafina, il ciappa e fanno vitrine per mostrare il tempo passato. Allora, dopo vi mostriamo e vi parliamo di quelle che si devono fare e se non sei coi o domingo na live da prefeitura ou na próxima terça-feira vamos mostrar as outras vitrines também. Então, essa aqui vocês perceberam que é realmente a cozinha da bisnona. Minha Vera, que você gosta? Olha ali, olha as imagens aí. Nós estávamos falando antes. Então, o objetivo de estar aqui na Imobiliária Bedin, o que nos trouxe aqui, é mostrar essa cozinha, as antiguidades. Olha só que coisa mais linda. Hein? Não dá vontade de roubar e levar para casa? Muito bem. Olha o rádio ali que não funcionou primeiro. Hein? Eu acho que era quem estava sintonizando. Hein? Que maravilha. Guarda il fogão. Che spettacolo. Guarda solo il bordato che fa una volta, le nonne con la dressa, vari capelli e tutto quanto, le suade di santi con la fede, Luizinho. Con l'olivo. Il gioco di carte, proprio così. Maravilha. Muito bom. Bedin, dopo torniamo? Podemos tornare? Isso. Assim é. Luizinho, ti te vê adesso, manda merento che due uomini che sei lavoratori che fa opere. Qui che va a cuidare là di condomini, sì, se tá tudo certo. Mandeli dentro qua, mandeli qua tá dentro. Tudo certo lá nos Intanto mi ho una storia da contarvi a altri. Veni dentro tu, e chi questi uomini lì, ciao. Buonasera.
Buonasera Marostica. Come va là? Buonasera. Ben? Ecco, femo qualche negozio, volevo vendermi o allugarmi qualcosa. Mi dispiace dirtelo Marostica, Ma il nostro contratto si finisce adesso. In cui con te. finisce. Ah sì, eh? Sì. Ma Dio far che? Ma il DJ mi ha contrattato. Di getto bedime che ha contrattato. Mi qua con tutti i proietti. E mi go qua Dei- qualche salario E anticipato lui, in tua maletta. sì, mi anticipa un salario violento. Per non andare a lavorare con lui. Violento, Ora sì. vengi qua per dire che te molemos capoeira. Mi dispiace, Mi dispiace di dirgli a Luisinho che lavora finché ha finito i soldi che ha di alzare. Finito che i soldi lì torna in drio. Ben, mostri i proietti che abbiamo fatto sì, proietti. Sì, Che ha fatto un ma che progetto, no come il tuo, ma... Io, pensate un progetto. Mi Allora. sono io pensato il pappagallo che va pene. Che a copare un pappagallo porta via pene. Se li bama vede svenisse. No, ma lo risili. Ascolta bene. In col è il giorno do amico. Sì. Mandiamo un saluto a Selma. Sì. Favero Fincato, che l'aveva fatto quando lei era vereadora, un decreto che il giorno 20 di giugno sarebbe commemorato con festa, è stato fatto tante stato feste, fatto diverse 20 di feste, giugno, dia do sì, amigo, vero? Proprio. Allora ascolta bene, che era due amici, come va di due così, Sì. che laurea Sì, in da mesma tela- impresa. mesma impresa, laurea là de Bedinta Immobiliare. È Gigetto. Gigetto. Qualche intimi, c'è Quando meno che del saia di là, indea dritti sotto il salone. Ma è tempo, Becche, no? Giocare carte? Sì, andava a bere un trago dopo in a casa. Proprio un altro. Non ti mi piace Ascolta bene, allora ciò andava sotto il salone. Quando che, beh, pensiero di Basiado, no? Sì. Quando Basiado, che è marostica, no? Tuo parente? Sì, proprio mio parente. E allora quando che Basiado, che aveva nome... che Basiado? Adesso mi ha dato un bianco. Valentin, Gioan Paolo, nostro parente. Valentin, sì. Quando che Valentin vede i due che riverento c'è per il litro che buttava là due traghi. E allora, ma pien canotto. Tu capisci, Marco? Un'altra gioscia Che andava non per devo sopra, dare tu le una assu così, tremadetta e che si ha via con fuori. te, che tu visto che il predio che devo far su là, proietti, come, cioè ancora si mondai bene, come vendesto, se parli e tal, vai, tal. Allora là nella scianta, finì il trago, ciao, saluti in di a casa. Tutti i mesdì e sera. Medesima cosa. Solo un traghetto per avere dell'appetito dopo in di a casa. Ha passato un tempo, ciao, finché un dì un è andato a stare a Santa Catarina. Un amico andato Maraviglia, mi dico. Maraviglia, Maraviglia, Santa Catarina. no. O Irasemigna. Ma Irasemigna, Viva! Se lei Irasemigna è parente di Maria. Parente di Maria. Sì. C'è uno va a stare a Santa Catarina che l'altro torna in drio là sotto il salone e lo vede. Allora è Valentin, no? Marostica Basiado che ha visto che è Poro che l'è morto, poretto, no? Poro Basiado. E che ha visto che andava a rento solo uno e che ha detto, quanto sei che l'altro che viene? Te sei mia, l'è andato a stare a Santa Catarina. Ma far che? Sì, ma sta bene, tutto bene. Ma fa il seguente, che ha detto, dammi due traghi. Un per me e un per il mio amico. Tu hai visto? Pensa in amico. Quanto amici? Sì, è verdaderi. E il bevea. Verità, amici. È il mio e adesso quel del mio amico, che si è ben spartito. È il mio e del mio amico. Vedi che vuoi cominciare anche a me a fare quel lavoro là. Ma calma, pianeta, aspetta, Sì, storia. dai. Allora vai un dì, un mese, 2, 3, 4 mesi, finché un dì lei arriva là. Quando che il mettesse il primo bicchiere, ha detto pian. Un coi solo un. Basiado, che mettesse a mano, ha detto, non sta a dirmi che il tuo amico è morto. No, gli ha detto, mi guassa là de bere. Il bebè è solo del suo amico. Ben sguelto contiamo quella del Basiado dell'hi-fi. Sì, ciao. Sì, loro Com'è Basiado l'aurea sotto il salone. Quasi alla fine tutti i sacchi che le sotto il salone. Lui era bodeghero là sotto il salone. E allora È il posto dove si riúne i vecchiotti. i vecchiotti. Ma
Andi che un dia da Torrento un magrão tipo Marco Marsaro, così. Um magrão de Porto Alegre, entende? Com Diferente, retinho. né? Distante, distante. Com retinho, 7, 8 Drio far turismo, andato sotto il 7, salone. 8 tatuagem. 7, 8 tatuagem, cioè India, cosita, perso del cellulare. Testa bassa. E arriva rente al balcone, baseato il gadito. Che era pra te? Sai che baseato era madonna. Secco. Ma lei era così. Il gadito, tem Wi-Fi aqui? Baseado il gadito, não. É churrasco, maionese e pão. No, vuole le sonate? Mi Ascolta, mi fa un desafio. Fa i suonatori. Qual è il desafio? Attenzione. Se sa suonare con musica, ti piace anche Marlo struconasse, cioè Marlo devo passarlo. Ascolta. Ciao Marlo! Marlo! Se sa suonare con sonata la racatata. In mezzo al mar, ratatata. Duvido che suona. Duvido che suona. Non sa mia. Ma al final mi fa il desafio. Se sapesse suonare, suonela. E non anche adesso dobbiamo assinare il contratto. Ah sì, Con Ciccio, dobbiamo assinare il contratto. Vai con i suonatori là, vai. Ratatà, C'è un bastimento ratatà, che senza vento non può marciare. ratatà, In mezzo al mare ratatà, c'è un bastimento ratatà. che senza vento non può marciare. Il mezzo del mare c'è un nacimento che senza vento non può marciare. Il mezzo del mare quel nacimento che senza vento non può marciare. In mezzo al mare Ratapla, c'è un grande scoglio ratapla, che c'è l'imbroglio del marina. ratapla, In mezzo al mare ratapla, c'è un grande scoglio ratapla. che c'è l'imbroglio del marina. Il mezzo del mare c'è un nacimento che ferma attento dove marciare. Nel mezzo del mare c'è un bastimento che senza vento non può marciare. In mezzo al mare Ratapla, c'è una colonna ratapla, e la Madonna de Marina. ratapla, In mezzo al mare ratapla, c'è una colonna ratapla. e la Madonna de Marina. Il mezzo del mare c'è un nacimento che senza vento non può marciare. Il mezzo del mare c'è un bastimento che senza vento non può marciare. Te puoi soffiare. In mezzo al mare Ratapla, c'è una scarpetta ratapla, e la barchetta de Marina. ratapla, In mezzo al mare ratapla, c'è una barchetta ratapla. e la barchetta del Marina. Il mezzo del mare c'è un bastimento che senza vento non può marciare. Il mezzo del mare c'è un nacimento che senza vento non può marciare. Polenta dura, Ratapla, forma di Olanda ratapla, e la vivanda de Marina. ratapla, Polenta dura, ratapla, forma di Olanda ratapla. e la vivanda de Marina. Il mezzo del mare c'è un bastimento che senza vento non può marciare.
in mezzo al mare c'è un bastimento che senza vento non può marciare. E la nostra America, compadre me. Viva la nostra America, la nuova ritrovata, noi nella sapa, noi nella sapa. Viva la nostra America, la nuova ritrovata, noi nella sapa, il fiore del Tiro. E con quei barchi di quei messiori, noi faremo tanti sparsetti, so per mostrare a quei balletti, andare in Italia ritornerà. E con quel cuore marittino tu me la sei, con quel cuore, con quel cuore, con quel cuore marittino tu me la sei, con quel cuore tu me la sai. E con quel cuore marittino tu me la sei, con quel cuore, con quel cuore, con quel cuore marittino tu me la sei, con quel cuore tu me la sai. Quando sarai sul mare il mar farà le onde, a rivedersi bionde, a rivedersi bionde. Quando sarai sul mare il mar farà le onde, a rivedersi bionde, non si vedrà mai più. Dove la prima nella seconda, la risa è bionda, la risa è bionda. Dove la prima nella seconda, la risa è bionda, la vuoi sposare. E con quel cuore marittino tu me la sei, con quel cuore, con quel cuore, con quel cuore marittino tu me la sei, con quel cuore tu me la sai. E con quel cuore marittino tu me la sei, con quel cuore, con quel cuore, con quel cuore marittino tu me la sei, con quel cuore tu me la sai. Che spettacolo, che maraviglia! Vogliamo salutare qua a tutti quei che si sono impegnati, dargli complimenti in nome del poder pubblico di Serafina Correa, alle vitrine, a vitrine, ecco, toda enfeitada na semana do município, no mês do município que é julho, loja Beneduzzi, trabalho da roça, com a Eliane Vidimar, la dona de Marinho, la baixinha, Lojas Benoit, in te la casa de Anona, se fa una bonissima polenta, com a Cris Reolon. Prosper Confecções, Nossas Coisas, Nossa História, com a Luciana, ecco. Loja Espaço da Moda, a força da mulher serafinense ao longo da nossa história, com a Zete Zanella. Espaço Realeza, Estética e Beleza, a beleza da simplicidade, com o Samuel Vivian. Mercado Confianza, de Josiel, ecco, e de Rudy, ecco. Ricordi dei nostri antenati, proprio Gossita. Loja Mania dos Fios, par sempre Talian, com a Marilene Favero. Loja ACG, moda íntima, la differenza di una volta è adesso, scambiamento delle budande, braghette e dei corpigni. Se vedesse che spettacolo, che maraviglia! Adelimar Lorenzetti, un struconasso a lui e sua famiglia, grazie a tutti gli altri per la dedicazione, per sforzo, di andare drio, tirare il capriccio e il tempo di fare queste belle cose, che resta bel per noi altri. Chissà, vocês que são de outras cidades, de outros municípios, de outros estados, podem copiar essa ideia de enfeitar as vitrines, mostrando o tempo passado. As pessoas param na frente, fotografam, levam embora essas recordações, entram na loja, perguntam sobre da onde vem, o que é aquilo que faz tanto tempo que eu não vejo. É maravilhoso, essa ideia é fantastica, parabéns, complimenti al poder pubblico e a tutti quei che si involvesto, vero? E anche qua, vero, mi parla, ma qua siamo qua in Tea Immobiliare Bedin, che si dedicare, che vuol tempo, che vuol correre drio, catar fuori le cose per mettere e assare lì. Bene, abbiamo anche a Romano video foto, anche a mandargli un saluto, ecco, alla Raquel e tutta quanta a famiglia, viagem no tempo, proprio così, una viagem no tempo, Cosita,
Queste sono le vitrine che si ha qua a Serafina parlando di una volta. Mandiamo i nostri patrocinatori un minutinho solo, torniamo in seguito. Vai! A minha bem? Não é! Me dá! Não! A minha bem! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Che maravilha! Marinho, allora. Vai, è te. Sì. Ecco. Noi avevamo un poema, vero? Marinho vuol fare un ricordo per il giorno dell'amico, vero? Non è neanche un poema, è un piccolo mensaggio. Un mensaggio? Sora gli amici. Quanto importante è un amico. Sì. La famiglia in primo posto, ma dopo gli amici. Ma i verdaderi amici. Proprio. Ascolta bene, domani sera noi facciamo live a União da Serra. Mandare un saluto al prefeito Cesar Gastaldo, al vice Cleonir Taufer, la Jaque e a tutti quanti di União da Serra. Domani sera saremo là in omaggio al colono e motorista, proprio così. Então, amigos, né Marinho? Come no altri, come tanti che sei qua. Sì. L'amicizia è una cosa tanto importante nella vita delle persone, vero? E non è solo amicizia nel bere una birra, sì. Non è solo amicizia, te un sorasco, te un cimarrone, te una roda di battipapo, di buttare via panciane, parlare di mestieramenti, avanti via vai, ma sì, tem negozi. Anche te difficoltà. Tem negozi, te difficoltà, sì. te la salute, te la morte. Sì. Tem un momento triste o doloroso, tem un momento di voler, di occorrere di qualche dun. Le là che ti occorre dell'amico. Dell'amico. Ti sente la difficoltà, sì. La tristezza, capito? Lei là. Ecco. Una parola di conforto, un aiuto. Sì. E aiutare. La è una cosa che non si di tutti. Ma quando aiuto qualche dun, mi sento bene. Quanto buono che sei aiutare.
e meglio ancora poter aiutare. Sì. Perché mi ho corretto tanto proprio. e mi ha aiutato. Allora, essere grati o ringraziare. Ecco, mai desmentegarsi di quel che ti ha aiutato. Perché che ne di quei che ti dà un Dio domanda a mano, che ti dà a mano il braccio, dopo che ti ha portato via tutto, resta cattivo, ti va al niente. Ecco, allora è complicato, mia vera? E come che ti dici ti sempre, Marostica, che bello che lei farsi voler bene. Ho imparato da mamma, cada volta che andava via. Farsi voler bene. Fin giorni di coia mi dice, guarda di farti voler bene. Ecco. E te vedi quando le persone le ti vogliono bene di verità. Te ne ricordi, Senti un'altra cosa importante, fra amici, rispettarsi. E quando perché se le controversie, vero? Sì, ma mi e te, Marostica, siamo amici di... Ma guarda qua che Marinho aveva un fondo qua, sta 2 pugni lunga fio che l'altro che ho dato. Gli amici mi sono messo spacca su qua perché mi gara abbastanza. Mia Marostica, siamo amici di fare i bisogni qua a porta aperta. Sì, amicizia proprio. Allora se diciamo su, discordiamo delle cose, ma te la è là, no? Passa come via. No? Allora, lì in mezzo che nel perdono. Che nel perdonarsi è o non è? Un estro fantastico. E una parola che lei dio sair del nostro dizionario è la parola scusami. Ecco. Scusami. Domandare scusa. Sì. Quando non ti hai ragione. Ecco. Un'altra cosa. Riconosce sbaglio. Che sia colpi che bisogna essere tanto umildi e passare tanta vergogna al punto di ciappare un pugno e ancora domandare scusa. Che altro. Sì. Fai. Che te chiami mia gramo. Ecco. Ben così. Ben così. Te sì certo, ma domanda scusa. Fai che l'estro lì che ti guadagni, ti mantieni amicizia, ti mantieni la pace in casa, che te vai buttarti dotto il cuscino, te dormi. Non è meglio cosa che dormire, voler farsi voler bene di tutti. E un'altra, va drio il cuore. Quel che il cuore ti manda a fa. Proprio così. Fa che te fa giusto. Al cuore non si sbaglia. Marinho, minha árvore de amigos, é isso? Sim. Vai, vedemos. Existem pessoas em nossas vidas que nos fazem feliz pela simples casualidade de haverem cruzado nosso caminho. Algumas percorrem o caminho ao nosso lado, vendo muitas luas passarem. Já outras vimos apenas entre um passo e outro. A todas chamamos de amigos, mas há muitos tipos deles. A cada folha de uma árvore simboliza um deles. O primeiro que nasce é o broto de nossos pais. Nos mostram o que é a vida. Depois vem aos amigos irmãos, os filhos, com quem dividimos nosso espaço, para que possam florescer como nós. Passamos então a conhecer toda a família de folhas, a quem respeitamos e a quem queremos bem. Mas o destino nos apresenta a outros amigos, os quais não sabíamos que iríamos cruzar em nosso caminho. Muitos deles denominamos amigos da alma, amigos do coração. São sinceros, são verdadeiros, sabem quando não estamos bem, sabem o que nos faz feliz. Às vezes, um desses nossos amigos da alma está lá no nosso coração. E então chamamos de um amigo namorado. Esse dá brilho aos nossos olhos, música aos nossos lábios, saltos aos nossos pés. Mas o destino nos apresenta a outros amigos, os quais não sabíamos que iriam cruzar em nosso caminho. Muitos deles denominamos de amigos de alma, amigos de coração, amigos sinceros. Mas também há aqueles amigos só por um tempo, talvez umas férias, ou uns dias, umas horas.
eles também costumam colocar muitos sorrisos em nossas faces durante o tempo em que estamos juntos. Não podemos esquecer dos amigos distantes, aqueles que estão nas pontas dos ramos da árvore, que quando o vento sopra, sempre aparecem entre uma folha e outra. O tempo passa, o verão se vai e o outono se aproxima. Então, perdemos algumas das nossas folhas. Algumas nascem em outro verão, outras permanecem por muitas estações. Mas o que nos deixa mais feliz são aquelas que as folhas que caíram nos continuam juntos, alimentando nossa raiz com muita alegria. Com recordações de momentos maravilhosos, do tempo em que cruzaram no nosso caminho. Te desejo, folha da minha árvore, paz, amor, saúde e prosperidade, hoje e sempre. Simplesmente porque cada pessoa que passa na nossa vida é única, sempre deixa um pouco de si conosco e leva um pouco de nós. Esta é a maior responsabilidade da nossa vida, cuidar de nossos amigos. Desejo a vocês que cruzaram o meu caminho e que comigo deixaram um pouco de si, uma vida cheia de alegria e de amigos, amigos filhos, amigos irmãos, amigos presentes, amigos ausentes, amigos. Aê! Aê, Marinho! Ah, que maravilha! Ah. E la sonata che Zedrio venha adesso, vediamo? Vai! Festa de luce e color, canta felice ogni cor, e la campagna ridente cocan ci vita con dolce languor, tutto sorride perché trita noi bella non c'è. Tra le ginestre che un fiore le parlano d'amore cantando così. In campagna cantando si va. La chitarra ballare si fa. Se quel prato potesse parlare, ogni più piccolo fiore ricordo d'amore direbbe mamma. Sotto la pergola in fior, spesso vi regna l'amor. Labbra contenti, sospiri, frammenti, carezze che famo danar. Ti amo mio biondo tesor, stringimi forte sul cuor.
e quasi sempre sul verde la testa si perde cantando così. In campagna cantando si va. La chitarra ballare si fa. Se quel prato potesse parlare, ogni più piccolo fiore ricordo d'amore direbbe mamma. Frotole. Allora una volta i patrocinatori dopo a Frotola, vai. Minha vez. Não é. E dá. Não. A minha vez. Não é nada. No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Spettacolo, che maraviglia! Proprio. Sì. Toma, che filosta sera, Brai, dai bene, Che Frotola qua che mandiamo speciale. A Rede Buffon, a Basso Pancote, a Fante da Vodka Raiska, a Mighi Plus da Ração per Bestie Belle Sane, a Paludo che ha 1, 2, 3 lá desconti speciali. C'è padre del 3 qua. Sì, tem que fare desconto special. Fate cliente che ti das lojas Paludo sempre tem promoção, ecco.
E abbiamo anche la piana alimento, sono parcangati i pesci, la modello Penei de Bento Gonçalves. Modello Penei che gaffeniu i penei bianchi. Non tem mais pneu branco, só preto. Sono negri. Sono negri. E anche il supermercato polivalente di Bibbiano. Bibbiano ha detto che il dì che viene la casa mangiare con Anti, mi fa un sorasco di pura costella. Biscio, Dio. Ma marchiamo per Marti, allora? Ascolta. Che? Ho dato che? Amizade non si compra e non si vende. Ecco, sì o no? Sì, si conquista. Ecco, allora che n'era te un stalotto. Te un stalotto. Un stalotto, sì. A stalla delle bestie. Sì. Italiano, no? Agrippia. Agrippia. Che n'era il porco e il mul. Il mul e il porco. Allora il porco il mangia do sotto, basta. Sì. E il mul mangia qua in Sì. Allora loro i due si capia. Ah, sì. Se parlea. Era amici. Amici, sempre vive insieme. Il mul e il porco amici. Amici si capisce. Amici, sì. Guardate se no. E allora c'è il porco. Lui il mangia. Cara Lui che aveva una panza così. Cada gionfara. Sì. Lui era gordo. E il mulle qua. E il mul. Lui è Marco, dici tocchetti adesso. Palmas Prele! Claro! Calma che Valtteri conosce mia bene la storia. Allora metti vede che n'era il porco e il mul. Maria porco. Se siamo amici, se capiamo mia team, bisogna che ti ridi mia di me. No, ma neanche a me di te. Allora combinato. Seri, combinato. E a famiglia Benini che aveva sto porco e sto mul, no? De Tony Benini. No, Jair. Sì, ma suo padre Che aveva nome Tony. Ancora che era mia Tony Orso. Allora ascolta bene, allora sto Tony Benini e che aveva Jair casa che laurea ancora a casa. Del bifece da famiglia. Zair. No, Jair. Zair Zon. Allora c'è sto porco, lavagem, quel che bansea di casa, farinão, panotte, pasto, lui era sempre di mangiare. E il mul, mugro, grande, sfinio laurar. E venia a casa a sera sfinio, strasina. In Pisa. E il porco che diceva il porco, manco i go Laura. Ma me n'ha dato, go passa sen, go passa fame. E il porco che diceva, ti sei un mul. Ti tocca lavorare. E il porco che diceva, Il porco il mulfia. Nel porco? Ruti e scorrere, cioè lui era gordo, fisso, morbido, 4 dei de bon. Se la balteata a merda. E ronchea, cioè. E il mul finì. E che avevi anche voi buttarsi su. Sì. E allora c'è il che diceva, se ti sapessi porco, quanto collauran ancora? Quanto tira, quanti mi hanno detto su? I mega chiamate mul, scuriate. E il porco che dice, dite sei un mul, ti tocca lavorare. E fai e tira. Cioè là, mi è buon dormire il mul, è tanto stracco. Sì. Allora il porco che ha detto, sento di una cosa, ti sei un grande amico mio, che mico fin vuoi darti una idea. Che allora chi mi ti giuto. Boh, ho detto, se mi dissi una idea, saria ringraziare il resto della vita. Conti di far che? Ascolta, è il porco che ha detto, fa così tamul, di mattina, quando il toso là, Jair il vientorte per andare a lavorare, ti fa così, levanta su una sata e tenila alta. E quando lui ti tira, vai, prova. Così, ti fate de malà che ti chiama la gamba. Ciò che idea. Che l'ora i te assate a stala. Sì. Ciò fatta.
A mattina viene Zahir con la soga per ciappare il mul, che passa la soga intorno del collo del mul e lo tira. Quando lo tira avanti il mul scommessa. Andare avanti così. E lo gammo là, le tornai in drio, ga osato Tony, suo papà. Sì. E detto, Pupà! Pupà! Dammi io denaro in colonia ancora, perché il mul le è sotto una gamba davanti. E Tony gli ha detto, non vuol dire, metti sull'acqua de boio che copriamo il porco loro. Marino, manda Rento Bedin qua che abbiamo da fare. Gigio Bedin. E il cognome Roger, Bedin. vai là Marino, Sì, manda sì, e il cognome Vieni qua che ti Bedin. passo il microfono. Ma dai un saluto a Ivo Bedin, Opa. a Vini e a tutti i Bedin, che neanche a Badin. Sarà che è il medesimo. Vieni Rento Ivo? No, Luisinho. Qua in Vieni, mezzo. Qua in mezzo, qua. Tutto certo. Sì, tutto a posto qua. Quelli è mio il mulle, è Roger. Sono me. Adesso torna a me. Vai là, vediamo. Parliamo allora solo del cognome Bedin. Vatti che si casa, ascolti, vatti che si Bedin, che conosce Bedin, che aveva parentesco, vero? Parentico Bedin. Ecco, il cognome Bedin può venire dal nome da origine normanno, Beda, o dal suo precursore celtico. Opa. Celtico. O anche da variante dialettale del cognome latino Beto. Il cognome Bedin è specifico della provincia di Padova, e Vicenza. Ecco, Padovani Vicentini. Ecco. Il significato del nome Bedin. Significato il nome Bedin. Audacioso. Ah sì, Sempre allerta. Agilidade. Recursividade. Sintonizada con il mondo. Opa. E spirito avventureiro. Ma sabicho meglio! Giusto. Ecco. E star sempre envolvido com diversas coisas ao mesmo tempo. É uma constante na vida desta personalidade aventureira muito curiosa, impaciente e dinâmica. Maravilha, Cosita? E lo cosita? Le cosita. No, bisogna domandare ai la fioi. diffusione, ai fioi, i se compagni, no? Ni talvez não tanto, mas da família Bedin é isso mesmo. É por aí. Ô Vini, se liga aí, cara. Quando che siete pillo la diffusione del Bedin se lo onde. La Italia, sia Vicenza, Padova, Treviso, sempre ter regione del Veneto, Nord Italia. Maravilha. Capito? Questa sta un poco la storia del... Siete andato ancora in Italia o no? Não. Ma te vai? Sim, temos uma viagem programada. Dalla nome che tu donna, Maria? Maria Parecete, che Era ne vede partito i già. Bedin e i Ciarelli, ne vede dalla socca che è sfondata là, Em no? função da pandemia aí que agora... Che meraviglia. Cadê? Che buono. Erino di parlare prima. Ti te veni da una famiglia di potere che aveva condizione o che tu passata stretta? Solo comia pativa fame. O resto... Ma mangiare tanta polenta pura? O con poco niente? No, se mangia qualche cosa insieme. Ma tanta polenta? Polenta e dele. Polenta e dele. Fame che non mi passare, ma... Quasi. Stretta sì. Stretta. Le condizioni erano mie proprio buone. No. Niente buone. Va bene. Ma era così, quasi sì, tutti, era quasi tutti, vero? Allora da per conformarsi, Una volta un cristiano era dovuto morire e voleva andare a casa perché è venuta una tempesta. Allora il vicino, anche che c'è la tempesta, il figlio gli ha detto, aspetta che mi va a tornare il papà. Arriva l'altro ospedale, papà, se ti sapessi il vignale del vicino, che finito la tempesta. Lei va su e ha detto, andiamo a vedere casa. Conformarsi lei che la vita di altri anche la era mia facile, vero? Ma che c'è stato tanti bedin che dai se gamia conformai con la vita così, e si sono dati per Santa Catarina. Opa. Dove che ne bedin coi che ti te pensi? Che se Santa Catarina, a maggior parte. Oh, Santa Catarina! Maggioranza allora... Hai la semia? No, che ne bedin. Seara. Ma Seara? Opa, Seara. Ascolta bene, Seara che andò ancora? Dell'Ecuador che ne mia, no? E daí dopo... Del Quito, Ecuador, no, che ne mia.
No, ma Guiné. Perché sei Guiné, là è di pianta. Qua em Biraiaras, Guiné. Opa. Mato Grosso, no Paraná. Então, esse pessoal que saiu cedo, esses aí, então, eles não se contentaram com a nossa pobreza aqui, Sì. eles foram aventureiros. Talvez eles andam in cerca di qualcosa di nuovo. Avventura. Avventura, sei avventurieri. Exatamente. Ti sei saíto di casa con quanti anni? 16. 16 anni. Será que ancora i nostri figli i vivaria con 16 anni o no? É Meio meio complicado. duvidoso. Meio fácil, meio meio fácil. duvidoso. Ô Luiz. Meio duvidoso. Não, eu acho que assim, ó, cada época é uma época meio complicado de falar. O Luizinho trabalhou no arado com 9 anos, eu acredito que o Marinho, eu, o Jair, diversos que têm essa idade de 50 para cima. Eu não consigo imaginar o meu filho que tem 9 anos pegando um arado hoje, né? Esse copa, o primo de Vera. Mas uma que os pais não iriam deixar. Não, é diferente. Hoje seria crime. Os pais hoje tu não iria. Não, quer ver? Eu tenho o meu filho, o Vincenzo, ele tem 9 anos. Eu nunca vi ele subindo numa árvore. Nós dobrava, descia de árvore, de uma árvore pulava para outra árvore. Não tinha fruto que viesse maduro com 9 anos. Nós comia antes. De fome que nós tinha. Sim ou não? Sì, vera. Bergamote che epoche qua zolea. Scarselle piene dentro la camicia qua, piante dentro qua, infia una panza così da bergamote. E dopo di qua invia dentro la panza. Com i piedi tutti spaccai. Pies feliz, stracinai. Gambe tutte sbregai. Bedim, e allora, foi uma vida de superação? Tu acredita que foi? Com Valeu certeza. a pena? Valeu a pena. E a nossa infância, apesar de ter sido pobre, ela foi muito feliz também. Perché non anzi si contentino con poco? Tivemos uma infância muito bonita, muito alegre, junto com os pais, com os avós. Sim, então só isso, temos a agradecer, só né? agradecer. E a gente aprendeu muito. Se nós somos alguma coisa hoje, devemos para eles. Eu acho que a educação que a gente tem, a maneira que a gente vive hoje, a gente deve também àquela necessidade, aquela falta de muita coisa, mas que foi valorizada, Tu cria um né? caráter, o respeito, a humildade. Tudo isso aí ajuda para nós no nosso dia a dia. Então é aquela coisa que veio dos pais, ela tem muito valor. Tu acha que tu está conseguindo passar isso para os teus filhos? Mas eu consegui passar bastante, eu acho. Sim, né? Com a ajuda daquela que manda lá. A Maria. Essa aí. Então eu me sinto realizado com a família que eu tenho. Eu consegui passar muitos valores, princípios que eu assim aprendi na minha infância. E graças a Deus eu consegui repassar a maior parte para os meus filhos. Hoje eu me sinto feliz por conseguir ter passado isso adiante. Que bom, maravilha. Com a ajuda, lógico, da minha esposa. Muito bem. Ela foi a... Então, obrigado pela parceria, obrigado por convidar, parabéns pelo sucesso da imobiliária, parabéns pela equipe e parabéns pela vitrine, né? E nós estamos satisfeitos, eu tenho certeza que toda a equipe gostou, o pessoal de fora que está acompanhando também gostou. Vamos uma salva de palmas pro Luizinho. Obrigado. Allora ascolta bene, un bedin dato di stare a San Paolo che ha fatto la vita là e un bedin stato qua a Poareto, Strassinà, in mezzo Rogna, in mezzo le Sielde, non deve. Ma lei sta qua, non è facile. E quel su San Paolo, la storia, né? Quel su San Paolo che ha guadagnato soldi, in dea bene, una maraviglia, c'ha parecchia musica là Marinho, e allora c'ho finché quella che San Paolo che ha detto, fratelli, vieni su. Pure i soldi qua. Dite sì, mia solme fratelli, sei un grande amico mio. E i fratelli bisogna essere amici. Giuntarsi, Ecco. E l'uomo e la donna, sì o no che tu è amico da tua sposa? Sì o no? Com certeza. Tem que ser amigo. E allora, fratelli, ti sei un grande amico, non so se fratelli, sei un amico, vieni su, mi ti do i soldi, ciappa un avione e vieni su, prima volta d'avione, dato, quando lei arriva là, il viendo con lei viene dall'aeroporto, suo fratello, so qua, guarda ti che altro pibauco di una taipa cascata sopra.
Ascolta bem, Pibaúco della taipa andata su, drespada, sbarata. Cioè, allora vieni qua, ce lo carga su. No, allora lui aveva una impresa grande, soldi, una mansione, funzionari, stia bene. E il aveva una... Cosa? Un autasso, cioè. 4 porte. Da Mercedes. Oh. Chi che aveva Mercedes? Quando che l'altro l'è andato sul Savignac come postarsi. E allora cioè era di andarte in avenida. Avenida Paulista. A Paulista la San Paolo. Cioè, e allora cioè davanti insieme del capo da Mercedes, che c'è una roda così con tipo una croce. Una croce, l'emblema da Mercedes. Da Mercedes. E allora il fratello gli ha detto: ma c'è lo che è il mestiere che ti è davanti lì del capone dell'auto lì? E ha detto: che il mestiere là che ne ha crosetta là, lui ha fatto finta per scherzare con suo fratello, e gli ha detto che il mestiere lì è per smirare persone e finirle, non è che do strazionale. Porca madonna. Ciò con l'altro sei di qua. Ma sì, che detto, ma te le ciapi, ma guarda ti te smiri qua, tu vedi che vecetta, la via una vecetta che andava via tutta storta così, con la bengaletta così, cioè, che l'altro che ha fatto finta, no? È andato fin insieme che tira via, e che ha sentito, se che ha fermato. Il suo fratello Bauco gli ha detto: mi sono costumato a cazzare, caro da Dio, mi sono una bestia, se non verdo a porta neanche non ti acciappi. Là. Bon, mi ringraziamo, mi guida che siamo di finire? Sì? Finimo? Dici ok, Valtri là? I suonatori a posto? I sei patrocinatori ringraziamo. Ecco. Siamo andati bene festa, andati bene tutto, che una serata, un filò bellissimo. Marino, vieni qua, Marco, che ancora qualcosa, sai che stiamo tutti qua. Vieni avanti, sì. Cioè, ma ti è sotto una gamba da Drio. Gol di noce Gionfo. Ah, buono. Ma Marco. Mi vuoi dire che Marostica qua voleva parlare ancora prima? Che mica conoscesse suo papà e sua mamma. 2 persone. Ciao, ma ti si vecchiotto anche a te, vero Marino? Ma suo papà era servente del pedrero, ti ricordi? Ma mi penso anche a me, detto pare. E dopo un'anima, Laurea Coivo. Sì, un'anima di persona. Tua mamma era una persona fantastica. Anche a Ivo, un strucconasso a Ivo. Pensa a una persona buona. E vuoi darti auguri, perché in cui quasi nessuno è buono chiappare i fiori e dare la sequenza del lavoro che il pupale Dio fa. Agora o compromesso ficou maior, ecco. E Luizinho qua la famiglia intera che lavora con loro. Che meraviglia. Con lui. Guarda che spettacolo, cara. Se capisce, se sta bene. E la famiglia ti sa che è la base di tutto la famiglia. Gli amici importantissimi, che in questo modo commemorare la data degli amici, ma la famiglia la sa tutto. Quanti fiori hai tu? 4. Dico perso, che no 3. Ma tutto bene. Abbiamo una famiglia bianca. Mi ringrazio a Dio e a colpi dico, Signore, mi non merezzo neanche tutto quel che ti mi hai dato per avere una famiglia. Mi go male per vivere, che tu capisci? Ma la famiglia aval tanto. Marco Marsaro. Sì. Del dove mi vedi ancora, qui che sei casa. Besguelto qua, Seranópolis do Iguaçu. Come? Seranópolis. C'è una mistura di Serafina con Veranópolis. Seranópolis. Isso mesmo, do Iguaçu. Limeira, São Paulo, Horizontina, Iraceminha. Tocca andare a fare una live a Iraceminha. O prefeito di Iraceminha, fammi un favore. Muovete fuori. Fa un pix da conta di Marinho che andiamo su. Ma Leo Stefanon è il prefeito là, vuoi dire? Va. È solo parenti di Marinho là, Dopo due ancora. Coronel Vivida, Oro, Santa Catarina, Ribeirão Pires, Pinhalzinho, Água Doce, Primavera do Leste, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Salto Veloso, Rolante, 13 Tilhas, Caldas Novas, Shoppingzinho, Novo Hamburgo, Nova Araçá,
Montauri, Palotina, Rio de Janeiro, capital, Novo Barreiro, Aratiba, Montebello do Sul, Taquara, Águas Frias, Casca, Pejuçara, Barracão. Calma, ferma para Barracão. Barracão, um truconaço especial, a família De Bastiani. Opa. Se lá tenido con me ha detto ancora che assiste tutti i martedì di sera. A Barracão. Una volta che ne era un che scapea, è un can che andava a Drio. E che altro che ha detto, corre là in barra, o cão. Che sei un barracão. Origine dei città, prossimo quadro del Quadro filò. dentro del filò. Vai Marco. Pranchita, Paraná, Santiago do Sul, Corumba, Guabiju, Ampere, Nova Brécia, Sertão, Nueva Esperança de Paraguai, Godete anche da Teutônia. Equador, che ne godete? Sì. Che? No, Já te digo, andou que já visto fora ir a Seminha. Sì, era un nordestino. Ah, un nordestino. Un nordestino, le visto qua a Rio Grande do Sul e la donna la aveva nome Ira. E allora lui la voleva, aveva gran voglia di maridarsi con ella, anche che dita Ira Seminha. Buona. Prossimo quadro. A origine. Oh, Franco Saccardo. Franco. Basta il cognome. Truconasso a Franco. Dai cognome Bedin. Ecco. Un ringraziamento a Rede del Postus Buffon, a Basso Pancote, a Fante da Vodka Raiska, a Mighi Plus, ração per tutte le bestie sane e belle, a Paludo Moda e Stilo, sto mese qua di Giulio che è promozione, che è sempre promozione. Fate clienti a te della rete dell'oggi Paludo che ne 7-4 regioni, pian alimento ração per cangati e pissi, modello penei de bento su penei nuovi, tutti tondi, Bridgestone, Firestone, industriali sportivi, agricole, ecco, importai e anche nazionali. Abbiamo la Bravecto che previne, tratta e controlla pulli e carapati dei cagnetti e anche Polivalente, il supermercato che tem o conceito di essere un mercato da famiglia di Santa Rosa. Finimo? Finimo, idea. Grazie Josiel, grazie a tutti quelli che hanno aiutato, credo che me lo smentegate. E ricordando che Diman sera, sì. Filò Italiana, Unione da Serra, colonna proprio motorista. Queste interviste là che altri vedete in man che sarà fantastico del Facebook della prefeitura di Unione da Serra. Al Popular Borse. Il Borse. E i suonatori Fabio e Tiago de Garotos do Havaí. I Fradei Piva di Guaporé. Ecco, allora musica Ma suonate. ringraziare i suonatori di stasera. Oh, yeah. Ma capito come il tira, Gaita? Ma che tocca suonare per sora vanno in arcade. Pian, mi va là. Vai ma là per non là. antes desideremo struconasso qua. Tutti, Sì, adesso. E dopo mi va con i suonatori là per finire. Struconasso. Allora va, a tutti quanti un Struconasso! E che spettacolo, che meraviglia, eh? Guarda che festa! Sì. Tutto bene, Bedin? Giusto? Un ringraziamento speciale a tutti quelli che hanno fatto parte del nostro filò. Siamo Driun bene, noi siamo un'equipe contenti. Credo che portiamo cultura tutte quante le martedì sera, se qualcosa di differente, vero? Moviamo su una muccia di gente per arrivare a casa vostra e quando passa la pandemia andiamo a Bento Gonçalves. Ballar, finir, basta. E bever vinho anche. Bom, vinho, cari. Se non bevemo vinho, femo filò. Niente. Ecco. E allora, mandiamo un saluto a chi è? Ma guarda, o che mando il saluto non torno più in Drio Bento, No, tornare in due torni, vi vedete da dentro di casa. Proprio quella. Se não, já fico aqui na Bedinha e já vejo uma casa, um apartamento por aqui. Que nem ali. Se eu não mandar os abraços, o já viu. Bom, quero mandar, hoje justamente sendo o dia do amigo, um grande abraço a todos os nossos amigos, companheiros também. Meu colega Beló, todos os nossos colegas do Grupo Recordação Gaúcha também, nossos amigos e fãs. Mas em especial hoje tem o Melara, uma baita colega meu de profissão aí, também está de aniversário hoje. Melara, um forte abraço, feliz aniversário. O nosso amigo Daniel Marins e o Juliano, pessoal da Comorgen. Os nossos parentes da ZHZ lá de Santa Catarina, em São Paulo, o pessoal assistindo. Opa! Cristiano e todo o pessoal da CVL Máquinas. O Marcos, o pessoal aqui de São Valentim do Sul, da Nikelmad. Também o Rafael da Laser Automação. O meu, que nem tu falou, a gente queria amigos nessa vida. O meu orientador também do TCC, o Felipe Tondo, Celito Panici, também todo o pessoal da UX.
grazie a Dio stiamo finito di studiare. Finito, basta, Ma guarda, fioi, non so mia se che fa una festa o una festa di debuttante, perché fioi 15 anni di studiare. Mi ti dà una idea. Non vuol dire la festa, ti fai la ciuca. Giusto, ma guarda, ma vuoi cavare il futuro fuori dalla testa? Sì, ciò. Anche se dobbiamo imparare in 15 anni, fioi, guarda, impariamo più. Impara più. E também para minha família Copati, família Bissani, Rinaldi, Bortolini, Pellegrini, para todos os nossos colaboradores da Copati Automação e Engenharia, e anche a te, né, che ha una Ferrari. Ah sì, la donna. Ah sì, la donna, quella che comanda anche. La Giordana Ferrari, John Struconasso, um baso. E também para toda a família Ferrari, todos os nossos amigos, a Maria, o Dorso, o pessoal que está na live acompanhando, com muito carinho, um forte abraço a todos vocês. Adesso che passa a parola para questo. Jonas, vedemos-te. Obrigado, companheiro. Quero mandar um abraço a algumas pessoas que fazem parte da minha vida, né? Nesse dia especial do amigo, a minha esposa Natália, ao meu filho Theo, que no dia 19 completou 2 aninhos. Uia lá. A minha cunhada Pietra, tá, que está nos assistindo. Meu grande amigo Mário, Algeira, Juliano Volpato, gaiteiro também. Dos Estados Unidos assistindo nós. Isso mesmo. A família Beló, meu pai, mãe, um abraço a vocês. Família Pedrotti, família Flâmia. E aos colaboradores da nossa empresa Beló Peças, Adalberto, Ricardo, Tiago, Silvio, Juliana, Juliene, Norildo Catani, Guilherme, Jurandir e Onofre, que é meu pai. Um abração. E João Deitos também. Um abraço a todos. E um abraço também para minha mãe querida, que está nos assistindo. A mamma, ciao, quasi che ti smetti con la mamma. Allora sì. Amor de Dio. Ci può finire basta, domani. Finisce com o Sim, me copa. E também o pessoal tava pedindo aí nos comentários a dupla Gera e Jonas ou o Grupo Recordação Gaúcha. É só acessar, a gente tem a página Grupo Recordação Gaúcha, ou Leandro Rinaldi, ou Rogênio Copati no Facebook e Instagram, ou no contato 549 9923 2345 9923 2345 223, ó. 9923 2345. Nós estamos imaginando assim que mais uns meses, muitas pessoas vacinadas e a gente volta às atividades normais, né? Isso com as festas presenciais, balar, rir, passar, sei lá, beber bira, beber vinho, com tutti amici, com a família, Próprio, que a melhor coisa é a gente estar com os amigos, saber valorizar os amigos, as amizades que a gente faz, a família, essa é a maior riqueza. Não adianta, não é soldi, niente che paga quello lì. Mi vuoi ringraziare a altri due che si vede che veniste, che fai pulito, che si profissionai, ecco. In nome da famiglia Bedin qua, da Immobiliare, in nome di tutta la nostra equipe, vero? E dire che è stato un gusto vero, un piacere, un'allegrezza e anche ad arrivare a casa vostra con tanta gente, vero Marco? Arrivare a quante? 700, 800 persone, maravilha, che spettacolo, se meu Dio cresce tanto, andar tanto bem. Eu até tenho fé que a live das terças-feiras, das 7h30 às 9h30, talvez tenha vindo para ficar. Com certeza. E o nosso muito obrigado também pelo teu programa, Marostica, parabéns. Sempre enaltecendo a cultura italiana, perdão. E abrindo brecha também para outras culturas. A gente acompanha o teu trabalho, sempre dando oportunidade a outras culturas. É importante a gente manter a cultura e sempre valorizar ela. Nosso muito obrigado, Serafina Corrêa. Tanto de parabéns o pessoal aqui por essa campanha, esse trabalho aqui fazendo nas vitrines, valorizando cada vez mais a questão italiana. E toda a família Bedin aqui, nosso muito obrigado pelo carinho, pela receptividade. E a toda a equipe! Ma non che se live non è filò come successo se non è una equipe grande che tutti giuta, va bene? Grazie, salute, ciao! Dai! Quase que arro vento das minhas barbas sordinhas, bem no topo da concilha eu contemplo a criação, entusiasmado com a ideia preparada, vou vender minha boiada da chegada do verão.
que salonreio e um cusco me auxilia, prego os dentes da novilha pra embocar no mangueirão. Depois faceiro vem pra mim se balançando e a pionada assobiando, coisa linda ser peão. Lá na fazenda tudo é muito mais bonito, as estrelas do infinito acobertando o galpão. Na madrugada ronca uma gaita chorona e a pionada se emociona junto ao fogo de chão. Lá na fazenda tudo é muito mais bonito, as estrelas do infinito acobertando o galpão. Na madrugada ronca uma gaita chorona e a pionada se emociona junto a um fogo de chão. E quem que gado mandar para sonar a gaita sul? E chega nessa frescura gauchá. Chega de mole-bole, chega de mexe-mexe, resgatando as raízes da nossa tradição. Chega de mole-bole, chega de mexe-mexe, vamos de sapateio e de gaita de botão. Chega de mole-bole, chega de mexe-mexe, resgatando as raízes da nossa tradição. Chega de mole-bole, chega de mexe-mexe, vamos de sapateio e de gaita de botão. Minha mulher comprou um vestido diferente. Opa! Fiquei bem bravo, tive que brigar com Eu ela. não fiquei. Onde você viu andar vestida desse jeito? Adoro. Mais fino que esse cão de hortelã. Chega de mole-bole, chega de mexe-mexe, resgatando as raízes da nossa tradição. Chega de mole-bole, chega de mexe-mexe, vamos de sapateio e gaita de botão. E o versinho? Chega de mole-bole, chega de mexe-mexe, resgatando as raízes da nossa tradição. Chega de mole-bole, chega de mexe-mexe, vamos de sapateio e de gaita de botão. Chega de mole-bole, chega de mexe-mexe, resgatando as raízes da nossa tradição. Chega de mole-bole, chega de mexe-mexe, vamos de sapateio e de gaita de botão. Termina o som de um gaitaço. Aqui na Imóveis Batiguinho Velho. Como é bonito ver a força de um gaitaço, levando os peões pra sala, pra chacoalhar a maneira. Como é bonito um floreio no teclado, para as loiras e as morenas deste meu rincão amado. Bonito mesmo é ver um baile se abrir, som bagual tão bom de ouvir, de um balanço que não cai. Como é bonito ver o povo festejando, todos num baile dançando e lá num canto um sapucai. Termina um balanço num gaitaço, a noite inteira me faltou espaço. Faltou espaço para dançar, mas sobram olhares para namorar. Termina um balanço num gaitaço, a noite inteira me faltou espaço. Faltou espaço para dançar, mas sobram olhares para namorar. Olhares para casamento. Opa! Termina um balanço num gaitaço, a noite inteira me faltou espaço. Faltou espaço para dançar, mas sobram olhares para namorar. Termina um balanço num gaitaço, a noite inteira me faltou espaço. Faltou espaço para dançar, mas sobram olhares para namorar.
Deveria não me acomodo, sendo um baile sinto o cheiro. Saco no pó na mangueira, lá no açude do potreiro. Encharco de amor gaúcho, a estampa num peão campeiro. Porque sei que na minha terra dá pra confiar nos gaiteiros. Pra bailar decolatada, campeio a volta do mouro. E um par de estrelas prateadas saiu beliscando o couro. Levo na alma esperança de hoje enfrentar o namoro. E um 38 nas confiança pra causar algum desaforo. E um 38 nas confiança pra causar algum desaforo. Vou tirar China mais linda pra bailar decolatada. E se não souber dançar, ensine e não cobro nada. Depois que meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser. Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher. Vou tirar China mais linda pra bailar decolatada. E se não souber dançar, ensine e não cobro nada. Depois que meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser. Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher. Tava cansado de me fazer de balzinho, chamando de bezinho, de amor e de patroa. Essa malvada me usava e me esnobava e judiava muito da minha pessoa. Endureci, resolvi bancar machão, aí ficou bem bom, agora é do meu jeito. De hoje em dia, sempre que eu te chamar, acho bom te ajoelhar e me tratar com respeito. Ajoelha e chora, ajoelha e chora. Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora. Ajoelha e chora, oi, ajoelha e chora. Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora. E o presentinho? Como é que é? O remedinho do capeta. Opa! Faz um efeito do remédio que eu dei, foi melhor do que eu pensei, ela faz o que quiser. Bem lavar roupa, lavo prato com meu filho, anda nos trilhos, garrafa essa mulher. Mas cafuné, me abraça com carinho, me chama de docinho, comecei a me preocupar. Eu tô achando que essa mulher danada ficou mal acostumada, tá gostando de apanhar. Ajoelha e chora, ajoelha e chora. Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora. Ajoelha e chora, oi, ajoelha e chora. Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando, remando no barquinho. Remando, remando, bebendo muito vinho. Como é que é? Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. lá vai, lá vai, lá vai. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando, bebendo muito vinho. Remando, remando, bebendo muito vinho. não há quem não tenha paixão e um amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade, não há coração que não chora. Eu venho fazer um pedido pra amar é que te levou. É que eu tô com saudade de tu. Eu tô. Mar, oh mar, oh mar. Pega, amarra, segura, traz o meu amor pra cá. Mar, oh mar, oh mar. Pega, amarra, segura, traz o meu amor pra cá. E lá
lá vai o meu amor. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando, remando no barquinho. Remando, remando, remando no barquinho. Segure! Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Lá vai, lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando, remando no barquinho. Remando, remando, remando no barquinho. Não há quem não tenha paixão de um amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade. Não há coração que não chora. Eu venho fazer um pedido pra amar é que te levou. É que eu tô com saudade de tu. Eu tô. Pega, amarra, segura, traz o meu amor pra cá. Mar, oh mar, oh mar. Pega, amarra, segura, traz o meu amor pra cá. E lá vai o meu amor. No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.